benvenuti a questo appuntamento che, come avrete avuto modo di vedere, è dedicato al tema del biologico. Io do il benvenuto a tutti i partecipanti in sala e anche a quanti ci stanno seguendo sul canale YouTube del PSR Veneto e sul sito del PSR Veneto in diretta in questo momento. Questo è un appuntamento particolare e molto significativo perché è il primo appuntamento che diciamo, si svolge nell'ambito delle iniziative di comunicazione che accompagnano il programma di sviluppo rurale del PSR Veneto dopo 2 anni, quindi dopo la sosta, diciamo così, forzata di questi 2 anni. Quindi è anche una prima occasione per ritrovarsi, per riflettere insieme, ma per riflettere insieme anche grazie, poi lo vedremo man mano che vi presenterò gli ospiti e i vari contributi, per riflettere insieme non soltanto sul tema del biologico, ma anche sulle persone, i modelli di sviluppo del biologico, gli studi e le politiche che in questo momento sono in cantiere e quelle che in qualche modo stanno nascendo in questo momento per la visione del futuro delle politiche di sviluppo rurale, in particolare sul settore biologico. Io in questo momento diciamo, non voglio rubare molto tempo, vorrei entrare subito nel merito, ma consentitemi di fare innanzitutto un primo ringraziamento per questa bellissima location che personalmente è anche la prima volta che ho l'occasione di visitare, al Museo del Novecento e alla Fondazione di Venezia per averci voluto ospitare presso questi spazi. Quindi questo doveroso ringraziamento prima di avviare i nostri lavori e ovviamente alla collaborazione, diciamo anche all'Università Ca' Foscari di Venezia che ci ha supportato moltissimo per poter mettere in piedi tutto il programma, oltre che l'intera parte di organizzazione di questo appuntamento. Quindi per cominciare immediatamente io darei subito la parola ad Andrea Comacchio per i saluti e l'introduzione ai lavori, direttore area marketing territoriale cultura, turismo e agricoltura e sport della Regione del Veneto. Prego direttore. Buongiorno a tutti. Devo prima di tutto portare i saluti e le scuse dell'assessore Caner che doveva essere qui oggi. Purtroppo gli impegni connessi all'applicazione della nuova PAC e alla crisi di alcuni settori in questo momento non gli hanno consentito di essere presente, quindi per mio tramite vi rivolge le sue scuse e i suoi saluti e gli auguri di buon lavoro. Diceva prima il moderatore che dopo 2 anni torniamo a vederci in presenza e questo è sicuramente un motivo di grande soddisfazione. Auspichiamo che per i temi legati allo sviluppo rurale questa ripresa sia effettiva e che possiamo riprendere con una certa continuità. Quella di oggi è un'occasione importante per confrontarci su una delle tematiche portanti della nuova PAC e del settore agricolo e agroalimentare, l'agricoltura biologica, che è un fenomeno non solo tecnico ed economico, ma per certi versi anche sociale e culturale. L'evento di oggi, come diceva sempre il moderatore, è costituito attorno allo studio molto interessante realizzato da Ca' Foscari in convenzione con la Regione del Veneto sui modelli di business del biologico in Veneto, uno studio, una ricerca inedita e quanto mai di attualità per capire a fondo le dinamiche che governano questo settore in grande evoluzione. Questo lavoro è anche rappresentativo di un modo di lavorare sinergico tra 2 istituzioni che hanno un ruolo centrale nella programmazione e nello sviluppo del settore dell'agri-food e del mondo rurale in generale. In questo senso io credo che dagli interventi che seguiranno avremo qualche spunto interessante per l'applicazione dei nuovi
anche dei nuovi provvedimenti nazionali. Mi riferisco in particolare alla recentissima legge 23 del 9 marzo 2022 che disciplina sul territorio nazionale l'applicazione del metodo biologico, ma anche dei provvedimenti che prossimamente la Conferenza delle Regioni sarà chiamata a esaminare per il parere, e in particolare nella prossima seduta avremo il decreto relativo alla definizione del metodo e all'etichettatura dei prodotti biologici, ma e anche l'attivazione del Fondo Nazionale per l'Agricoltura Biologica, che è una dotazione di circa 5 milioni di euro l'anno per i prossimi 4 anni, se non vado errato. In questo pomeriggio vi verrà anche illustrato quello che è stato fatto finora in Regione per sostenere il settore biologico, un sostegno sempre crescente sia in termini di risorse che di attenzione. Ecco, mi pare superfluo ricordare che la centralità che avrà l'agricoltura biologica nella futura programmazione della PAC, sulla cui definizione i diversi Paesi membri, il nostro compreso, stanno lavorando in questi mesi. E in questo senso ricordo un fatto molto importante: il trasferimento di 90 milioni di euro l'anno dal primo al secondo pilastro per il finanziamento dell'agricoltura biologica. In tutto, in 5 anni, considerato il cofinanziamento, questo vorrà dire un movimento di 900 milioni di euro a sostegno del settore. La sfida è quella quindi di riposizionare il percorso verso una maggiore sostenibilità ambientale, sociale ed economica, conciliando l'urgenza delle risposte ai cambiamenti dirompenti e contingenti legati al conflitto russo-ucraino che condizioneranno il settore nei prossimi mesi. Da ultimo, lo dico, ci fa piacere avere ospiti alcune delle realtà del biologico più interessanti del Veneto, protagoniste dello studio di Ca' Foscari e in alcuni casi beneficiari del programma di sviluppo rurale, che racconteranno le loro esperienze, i loro percorsi di sostenibilità nel corso del talk che animerà la seconda parte di questo evento. Ecco, vi ringrazio dell'attenzione, sono stato fin troppo lungo e vi rinnovo gli auguri di buon lavoro per la prosecuzione del convegno. Grazie direttore. E a questo punto chiamerei al podio la professoressa Maria Ojeda Calvo, che è la prorettrice alla ricerca dell'Università Ca' Foscari, per i suoi saluti introduttivi. Grazie. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Io porto i saluti della rettrice della nostra Università di Ca' Foscari, la professoressa Tiziana Lipiello, e vi devo dire che come prorettrice della ricerca è per me un gran piacere essere oggi qua nella presentazione dei primi risultati di questo progetto di ricerca, perché rappresenta le sinergie, come vi è stato presentato prima, le sinergie che ci sono tra regione, università e imprese. E questo rappresenta molto bene le politiche della ricerca non solo della nostra Università Ca' Foscari, ma anche quelle della politica della ricerca europea e quelle nazionali, rappresentato nel piano nazionale di ricerca, nel piano per la ripresa del Paese, quello che è così chiamato il PNRR. Questo progetto, queste sinergie che girano intorno alla tematica dell'agrofood rappresentano anche un'altra caratteristica molto importante non solo per l'Università Ca' Foscari ma anche per la Regione, che è la questione della sostenibilità non solo ambientale ma anche economica. Dicevo all'inizio che ero molto contenta di essere presente in questo evento, perché per noi come università la ricerca è la nostra prima missione, ma la prima missione non solo la ricerca di base, ma fare quella ricerca di base per applicarla e possiamo dire dopo
entrare in sinergia con il territorio, perché alla fine crediamo come università che la ricerca è quello che non solo fa progredire la scienza, ma fa che il mondo e la società sia ad un altro modo e sia migliore. Sembra una cosa molto semplice, ma molto difficile di raggiungere. E in questo caso, con le nostre competenze, in questa occasione con le competenze del gruppo di lavoro coordinato dalla professoressa Christine Mauracher dell'Agrofood Management and Innovation Lab, si vedono che possiamo fare qualche contributo non solo alle imprese ma anche al territorio e alla società che ci è vicina, e quindi per quello non mi resta che ringraziare innanzitutto la Regione, al settore primario della Regione Veneto, e poi ovviamente ai miei colleghi e alla professoressa Cristina Mauracher nel coordinamento e aver seguito questa iniziativa, e grazie a tutti voi per la vostra attenzione. Grazie anche alla prorettrice, e a questo punto io comincerei ad entrare nel merito del tema di discussione di oggi. Abbiamo sentito nelle parole di introduzione e di presentazione alcuni termini chiave che ci accompagnano immediatamente al focus della questione. La professoressa, la prorettrice ci ricordava il termine sostenibilità, e in qualche modo veniva data già nell'introduzione del direttore quello che è il tema della visione rispetto alle policy che verranno negli anni successivi, oltre che appunto quello che è l'attività che in questo momento si sta portando avanti. Allora, un primo tema su cui vogliamo porre l'attenzione è proprio questo, cioè quasi tutti noi sentiamo parlare molto spesso di Green Deal, anzi quotidianamente ormai è diventato un termine anche molto utilizzato quasi nel linguaggio comune, mi verrebbe da dire, però è necessario capire anche all'interno di questo strumento di visione strategica dell'Unione Europea che cosa è contenuto e quali sono in qualche modo le visioni che possono accompagnare lo sviluppo delle politiche per il territorio, direi non solo delle politiche di sviluppo rurale, ma le politiche per il territorio, e soprattutto in questo scenario quale può essere il ruolo del settore biologico. Questo è il primo argomento che andremo a toccare, e credo che sia già collegato con noi il direttore Pietro Gasparri, che è il direttore dell'Ufficio Agricoltura Biologica e Sistemi di Qualità Alimentare del Ministero delle Politiche Agricole. Non so se ci sente, se è già collegato con noi. Direttore Pietro Gasparri, ci sente? Mi sentite? Sì, perfettamente. Mi sentite? Allora, buonasera a tutti. Ringrazio la Regione Veneto per l'invito, ringrazio l'assessore e ringrazio e saluto in particolar modo il dottor Comacchio, che ho avuto qua al Ministero per almeno un paio d'anni in cui abbiamo lavorato insieme in maniera molto proficua. Saluto tutti i presenti. Mi dispiace non essere presente oggi, avrei voluto proprio essere, ma purtroppo la pandemia ha inciso, nel senso che non sono potuto venire per problemi legati al Covid. Mi dispiace molto perché sarebbe stata la mia prima convegno in presenza da quando è iniziato tutto questo disastro. Allora, io in base al mio intervento sarà cercare di fare un collegamento tra le strategie europee del Green Deal, del Farm to Fork e il piano strategico nazionale, e in maniera un po' più ampia le politiche che si stanno mettendo in piedi a livello nazionale in questo settore dell'agricoltura biologica. Allora, si vede la condivisione? No, purtroppo in questo momento non riusciamo a... Eccola, adesso sì, perfetto. Ok, grazie. Allora, prima di tutto il Green Deal. Il Green Deal, lo sappiamo tutti, è una strategia europea che in poche parole mira a far diventare il continente europeo come
il primo continente al mondo a impatto climatico zero, cercando di far fronte ai cambiamenti climatici e al degrado ambientale. Tra l'altro punta a far diventare l'Europa entro il 2050 carbon free. È una strategia che contiene proposte serie, una serie di proposte per indirizzare verso la reale sostenibilità le politiche dell'Unione Europea in materia di clima, energia, trasporti, fiscalità ed anche agricoltura. La Farm to Fork è il cuore agricolo del Green Deal, cioè dal produttore al consumatore. È un piano decennale che fino al 2030 è mirato a trasformare il sistema agroalimentare di tutti i paesi europei, rendendo più equo, sano e rispettoso dell'ambiente, innescando un miglioramento degli standard a livello globale attraverso la cooperazione internazionale e le politiche commerciali che coinvolgono i paesi terzi. La Farm to Fork è una politica che riguarda tutta la filiera, dal produttore al consumatore, andando anche a incidere sull'etichettatura e il modo di etichettare i prodotti, e non è di per sé una strategia cogente, ma presuppone che poi gli Stati membri attuino delle norme a livello nazionale per raggiungere gli obiettivi appunto della strategia Farm to Fork. Quali sono questi obiettivi della Farm to Fork? Principalmente sono questi che vedete: garantire una produzione alimentare sostenibile con impatto ambientale neutro o positivo, garantire la sicurezza alimentare, favorire una filiera alimentare sostenibile dall'inizio alla fine, dalla lavorazione alla vendita, sia all'ingrosso che al dettaglio, e anche i servizi accessori come ospitalità e ristorazione, promuovere il consumo di cibi sostenibili e sostenere la transizione verso abitudini alimentari sane, ridurre gli sprechi, combattere le frodi alimentari. Ora, tutti questi obiettivi si possono raggiungere senz'altro con ricerca e innovazione, ma anche con incrementare e migliorare i servizi di consulenza, l'elaborazione dei dati, che i dati sul biologico è necessario averli dei più completi e in maniera più tempestiva possibile, e servono anche nuove competenze e soprattutto condividere le conoscenze tra gli operatori del settore. La Farm to Fork poi dopo si interseca, diciamo, anche con la strategia europea per la biodiversità. Noi sappiamo che la strategia per la biodiversità presuppone una riduzione del 50% dell'uso dei pesticidi, e questo vorrà dire che dovrà essere riviste le direttive sui pesticidi e le direttive europee, ridurre almeno il 20% l'uso dei fertilizzanti di sintesi, ridurre il 50% la vendita totale di antimicrobici per gli animali d'allevamento e di antibiotici per l'acquacoltura. Questo vuol dire che il regolamento sul benessere animale dovrà essere rivisto alla luce di questa direttiva. E poi quello che ci riguarda più a noi, l'argomento nostro che riguarda l'agricoltura biologica, è trasformare il 25% dei terreni agricoli in aree destinate all'agricoltura biologica. A livello diciamo, nazionale cosa è stata fatta? Prima di tutto, come sapete tutti, è stato presentato il piano strategico nazionale sulla PAC, per il quale proprio recentemente il 31 di marzo avrete letto sui giornali che sono giunte numerose osservazioni da parte della Commissione europea, mi sembra 228, giù di lì, insomma molte, principalmente, diciamo, le osservazioni riguardano il fatto di una più equa distribuzione degli aiuti diretti, e anche appunto il rispetto della Farm to Fork e della strategia sulla biodiversità che abbiamo visto poc'anzi. Soprattutto ci sono due delle osservazioni, la numero 28 e la numero 63, che riguardano nello specifico l'agricoltura biologica. Soprattutto al numero 28 l'Unione Europea dice: siamo contenti che l'Italia sia impegnata a raggiungere il 25% di superficie al biologico addirittura nel 2027, c'è scritto, mentre la Farm to Fork la prevedeva nel 2030.
ma vogliono avere delle indicazioni più chiare in che maniera si pensa di raggiungere questo obiettivo. Mentre poi dopo a livello, pertanto per cui noi dovremo rivedere il piano strategico della PAC alla luce di queste osservazioni e rinviarlo e diciamo più indirizzarlo diciamo maggiormente in base appunto alle osservazioni verso appunto gli obiettivi di sostenibilità e di rispetto dell'ambiente e anche per cui in cui rientra anche l'agricoltura biologica che sono lo spirito con cui è nata la nuova PAC. Nonostante che ci sono stati degli studi che diciamo un po' contestavano e anche motivavano diciamo questo indirizzo che la Commissione aveva dato alla nuova PAC. E mentre la Commissione è rimasta ferma nel voler mantenere questo indirizzo diciamo di sostenibilità. A livello nazionale come stiamo operando? Voi sapete che il 25 marzo del 2021 la Commissione ha emanato il piano strategico europeo dell'agricoltura biologica con una serie di obiettivi. Diciamo che alcuni di quegli obiettivi l'Italia li aveva già raggiunti, per dire i distretti biologici piuttosto che le mense bio. Noi abbiamo già delle norme da anni che disciplinano la possibilità di costituire dei distretti biologici, ed ora è arrivata anche la nuova legge che citava prima il dottor Comacchio, che riprende comunque quello che era già stato definito negli anni dalle norme precedenti. E anche abbiamo il Fondo per le mense biologiche che ormai da anni distribuisce presso le scuole i pasti biologici agli alunni e fa anche promozione dell'attività biologica presso le scuole. Comunque noi alla luce del piano strategico europeo, alla luce del piano strategico nazionale, una volta che sarà diciamo anche recepirà queste osservazioni della Commissione, dobbiamo predisporre un piano strategico nazionale che recentemente nell'ultima riunione del tavolo tecnico che noi abbiamo tra Ministero, Regioni, associazioni e tutti gli stakeholder del settore biologico presso il Ministero, abbiamo iniziato a parlarne per diciamo, individuare quali sono gli obiettivi, quali sono le azioni per appunto rispettare anche le strategie di cui abbiamo appena parlato. Il piano ovviamente dovrà avere i punti di forza, i punti di debolezza, una parte relativa alla ricerca e comunque con tutti insieme, con il tavolo, con le regioni, con le associazioni, predisporremo questo piano che la nuova legge ci dà 90 giorni per poterlo realizzare. Non so se sono pochi, però comunque ci proveremo ad rispettare anche questo termine. Grazie. Ora, cosa dice la nuova legge? Ne abbiamo parlato finora. La nuova legge introduce, che aspettiamo da 13 anni, che ha avuto un lunghissimo iter parlamentare, come tutti sapete, principalmente individua l'istituzione del marchio bio italiano per i prodotti biologici, un piano nazionale per le sementi biologiche, una revisione del decreto legislativo 20 sui controlli, la redazione del piano strategico, che la legge lo chiama piano di azione nazionale per l'azione biologica, che poi prevede anche una revisione triennale del piano, degli obiettivi e anche rivedere insomma le azioni previste nel piano, e prevede che il fondo per la ricerca dell'agricoltura biologica che avevamo prima possa essere ampliato, diciamo, le disponibilità del fondo anche per lo sviluppo della produzione, sostegno ancora della ricerca, sostegno alla formazione professionale degli operatori e diciamo anche nascita dell'organizzazione interprofessionale e dell'organizzazione dei produttori. Diciamo che su tutti questi ultimi due aspetti noi, per quanto riguarda l'organizzazione dei produttori, già abbiamo delle norme nazionali che prevedono appunto il riconoscimento delle OP, tra cui anche quelle del biologico, e pertanto già siamo avanti, nel senso abbiamo già diciamo, la normativa di base che ci consente di riconoscere OP nel settore biologico.
Per quanto riguarda l'interprofessione anche lì abbiamo da qualche anno la legge 91 del 2015 che già individuava le organizzazioni interprofessionali. La legge 23 del 2022 riprende gran parte, sono quasi tutti quegli aspetti della legge 91 del 2015, diciamo adattandoli più alla produzione biologica. E poi prevede istituzionalizzazione, scusate, dal punto di vista giuridico degli distretti biologici. Anche questi, come dicevo prima all'inizio, anche noi li avevamo già, perché avevamo il decreto legislativo 228 che prevedeva i distretti biologici, così come era stato modificato dalla legge di bilancio del 2017, e comunque la nuova legge 23 amplia le possibilità di costituzione anche ai partecipanti dei distretti biologici. I distretti biologici, questa è una slide che ho trovato sul web, in Italia attualmente sono circa 42, vedete come sono distribuiti, ce ne sono moltissimi in Italia, i verdi sono quelli ancora in fase di costituzione, so che se ne stanno lasciando altri, e senz'altro la legge e anche il fondo specifico per i distretti di cui prima accennava il dottor Comacchio, che abbiamo trovato insomma la quadra e andrà alla prossima conferenza, contribuirà senz'altro a aumentare il numero dei distretti e soprattutto le attività di questi. Un po' di dati sul biologico, sono i dati del 2020, sono quelli che noi come Ministero presentiamo ogni anno in occasione della fiera del Sana a Bologna, che si tiene nel mese di settembre. È un piccolo riassunto. L'Italia è ai primi posti come incidenza di superficie bio sul totale, siamo al 16,6%, considerate che questi sono dati 2020, per cui adesso già avremo una percentuale superiore, mentre la media UE è del 9,2%. Siamo al terzo posto come superficie coltivata, 2,1 milioni di ettari, la Francia 2,5 milioni, la Spagna 2,4 milioni. Siamo al primo posto per numero di operatori. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che senz'altro a livello nazionale c'è una sensibilità molto spiccata da parte degli operatori nei confronti dell'agricoltura biologica. Certo, le superfici medie aziendali nostre in confronto alle superfici di Francia e Spagna, essendo molto ridotte, a livello di superficie di SAU la superficie è minore, anche la superficie coltivata. Però sicuramente è molto più facile fare SAU con grandi aziende che con piccole aziende, è molto più facile perché un agricoltore con un'azienda di grandi dimensioni si convinca piuttosto che convincere tanti con aziende di piccole dimensioni. Questo per dire che l'impegno che noi abbiamo e anche la sensibilità che c'è a livello nazionale è molto alta in confronto alla situazione nostra italiana delle superfici agricole. Poi ovviamente ho fatto una slide in base che non si fanno politiche se non ci sono risorse adeguate, e in questo contesto particolare mi sembra che di risorse ce ne stanno e cominciano a essere abbastanza adeguate. Prima fra tutte il piano strategico nazionale della PAC, che prevede 2 miliardi di euro nel secondo pilastro, cioè nello sviluppo rurale, per consentire il passaggio dall'agricoltura convenzionale all'agricoltura biologica. Questo, come tutti sanno, sono piani regionali di sviluppo rurale, per cui saranno le regioni che avranno questa disponibilità di denaro per insomma, sostenere l'agricoltura biologica. Poi abbiamo il fondo di cui ha appena parlato il dottor Comacchio nel suo intervento introduttivo, il fondo dell'agricoltura biologica, con i 5 milioni di euro a disposizione per il 2022 e anche delle risorse, diciamo, residue accantonate delle 2 annualità precedenti. Questo è un fondo che va ad stimolare la nascita di filiere biologiche e di distretti biologici. E pertanto contiamo che una volta che passa il decreto dei criteri sull'utilizzo del fondo in conferenza e poi in Corte dei Conti, di poter come Ministero predisporre i bandi di gara necessari per fare i progetti, per poter accedere con l'attuazione di questo fondo. Poi nell'ambito del PNR
come tutti sapete abbiamo alla parte di 1,2 miliardi relative ai contratti di filiera che gestisce il Ministero. Di questi ce ne sono 300 milioni per i contratti per l'agricoltura biologica. Ovviamente saranno nel quinto bando, il prossimo bando che sta per essere emanato. Poi il Fondo per la ricerca e l'innovazione, che la nuova legge quadro ha, come dicevo all'inizio, ampliato anche per poter finanziare il marchio piuttosto che il piano sementiero. Questo viene alimentato costantemente dal 2% del fatturato della vendita di fertilizzanti e pesticidi chimici. È un fondo che noi abbiamo da diversi anni. Ora con la nuova legge sarà possibile utilizzare queste risorse anche per altre attività, come ho appena detto. Le mense scolastiche di cui vi dicevo prima, e il nuovo fondo che è stato creato dalla legge di bilancio di quest'anno relativo allo sviluppo delle colture delle piante officinali e delle piante aromatiche. È un fondo dotato di risorse limitate, anche se poi insomma non sono 500.000 euro per ogni anno per 3 anni, sul quale noi ne abbiamo già parlato al tavolo. Pensavamo di indirizzarlo verso la ricerca in questo settore delle piante officinali e aromatiche biologiche. Ora, quali sono come si vede che l'Europa continua a spingere molto sull'agricoltura biologica e tenta di, diciamo, convincere il settore agricolo ad investire in agricoltura biologica. Allora, sono stati costituiti gli ambasciatori del biologico. Ogni Stato ha nominato un ambasciatore che si riunisce regolarmente con riunioni a livello europeo per lo sviluppo, la promozione e l'attuazione dei piani strategici nazionali del biologico. Il nostro ambasciatore è il direttore generale della qualità, il dottor Gerini, coadiuvato da 2 funzionari dell'ufficio che gli fanno da supporto. Poi abbiamo il premio che ha istituito recentemente l'Europa insieme all'IFOAM sull'agricoltura biologica della UE. Sono premi istituiti appunto con l'IFOAM e il Copacogeca, riguardano l'eccellenza dei prodotti biologici lungo tutta la catena produttiva, premiando i migliori e più innovativi, per dire il miglior agricoltore donna biologica, il migliore agricoltore uomo biologico, il miglior ristorante biologico e così via. I premi sono appunto il seguito del piano di azione della Commissione che vi dicevo era stato approvato nel marzo dello scorso anno. Ecco, sono questi i 7 premi che verranno assegnati: biologico donna, biologico uomo, regione biologica, ecco, città bio, distretto bio, piccola e media impresa e ristorante e rivenditore. I vincitori saranno annunciati anche nella giornata europea del biologico del 23 settembre. Ecco, anche qua è un'altra slide sulla giornata europea. Il Parlamento, il Consiglio e la Commissione hanno deciso di fare ogni anno questa giornata sul biologico, proprio a dimostrazione che della volontà della Commissione europea, dell'istituzione europea, di puntare sull'agricoltura biologica come il mezzo per raggiungere, torniamo all'inizio, gli obiettivi del Green Deal, della Farm to Fork, per rendere l'Europa un continente a impatto ambientale ridotto se non annullato e contrastare i cambiamenti climatici e gli inquinamenti ambientali. Io avrei finito e ringrazio a tutti per l'attenzione. Grazie. Grazie mille al dottor Gasparri. Io ne approfitto per ricordare che tutti i materiali, le slide che state vedendo, il video della giornata saranno poi disponibili sul sito del PSR Veneto e poi potete seguire anche tutti gli aggiornamenti successivi attraverso la newsletter del PSR Veneto e i canali social, quindi diciamo ritroverete poi tutto questo materiale. Nell'intervento del dottor Gasparri diciamo, mi aveva colpito moltissimo anche questa, al di là dei tecnicismi e dei contenuti, anche questa, diciamo, questa filiera che lui ha tirato fuori, cioè partito dai dati, dice gli strumenti fondamentali, noi abbiamo la necessità di avere dati, necessità di competenze, anche di nuove competenze, di strumenti, e gli strumenti non sono solo
finanziari, e poi aggiungerei io di esperienze. E questo un po' forse raccoglie proprio il senso di questa giornata, e appunto partendo dallo scenario io arriverei subito al primo pilastro che lui citava, cioè i dati, e per questo chiederei al dottor Giorgio Trentin della Direzione Agroalimentare della Regione del Veneto di illustrarci un po' quali sono i numeri del settore nel Veneto e il ruolo della Regione. L'unica cortesia che chiederei un po' a tutti i relatori è di rimanere nei tempi appunto, per arrivare poi alla conclusione della giornata, che vi illustrerò più tardi. Sì, grazie. Cercherò proprio di essere limitato nel tempo, i 10 minuti che mi sono stati dedicati. Perfetto. Scusate se tengo la mascherina, ma sono in sorveglianza attiva, quindi devo tenere la mascherina. Allora, questo funziona, immagino, andando avanti, giusto? La presentazione. Ok, bene, allora il titolo è proprio appropriato, nel senso che di questo evento, perché si parla di persone, modelli e politiche, e quindi voglio proprio partire da questi tre termini dicendo subito che dietro i numeri ci sono essenzialmente persone, perché il settore del biologico e i numeri del settore biologico derivano praticamente dall'operato di queste persone. E a riguardo, alzi la mano chi è produttore all'interno di questa sala, produttore biologico. Ecco, vedete, queste sono le persone che danno origine ai numeri di cui adesso noi presenteremo. Allora, il settore biologico, alcuni numeri vado proprio via veloce, voi sapete, è stato anche detto dal dottor Casparri, il settore biologico è un settore che ha avuto negli ultimi 12-13 anni un trend in aumento in termini di superfici a biologico. Vedete i dati qui riportati, vediamo i dati sia nazionali che regionali. In entrambi i casi abbiamo un aumento delle superfici con dei valori che arrivano per quanto riguarda la superficie totale in Italia a 2 milioni di ettari e quasi 50.000 ettari in Veneto. Questo è invece il dettaglio della Regione Veneto. Si nota un netto incremento delle superfici appunto dal 2015 fino al 2019, poi c'è un leggero calo e su questo poi magari apriamo poi anche una riflessione quando parleremo anche del ruolo della Regione. Comunque sono dati che dal punto di vista delle superfici non fanno collocare la Regione Veneto in una posizione, diciamo, tra i primi. Vedete infatti che in questa cartina noi siamo colorati di grigio e quindi non siamo proprio tra i primi, anzi siamo in una posizione ancora un po' arretrata. Se si va poi a vedere la distribuzione delle superfici a biologico, però notiamo che dal punto di vista dei settori produttivi quello che ne viene fuori è che dei settori produttivi ad alto valore aggiunto, nel senso che il settore della viticoltura, in quanto poi dà origine alla produzione del vino, ha delle superfici, diciamo, di un certo tenore. Quindi e lo stesso vale anche per la frutticoltura. Chiaramente i cereali diciamo, fanno la parte del leone in termini di superfici interessate. Questo al dettaglio invece appunto delle superfici a vita biologica. Anche per queste superfici c'è stato, come vedete, un aumento significativo nel corso degli anni in termini di ettari. Questo riguarda invece i seminativi biologici. Anche qui vedete una situazione abbastanza stabile e poi un'impennata a partire dal 2015 in poi, probabilmente anche a seguito degli interventi di cui poi parlerà il dottor Contarin. Se però andiamo a vedere quindi un confronto per vedere quanto della superficie agricola utilizzata totale del Veneto è occupata da superfici biologico, con il sistema di produzione biologica, questa è la situazione.
Se è vero che l'obiettivo di cui riferiva anche il dottor Gasparri, fissato dalle strategie europee, è il 25%, vedete e capiamo tutti assieme che bisogna darsi da fare dal punto di vista del nostro contributo al raggiungimento dell'obiettivo del 25%. Noi infatti abbiamo un 6,2% della SAU totale investita a biologico. Quindi rispetto ad altre, ed è il motivo per cui ci vedevamo descritti, diciamo, in grigio. Come operatori biologici cambiamo colore, siamo più diciamo, competitivi dal punto di vista della numerosità e quindi con 3.808 insomma ci collochiamo, operatori, ci collochiamo in una situazione diciamo abbastanza buona, siamo di fatto tra le prime 4 regioni. Anche gli operatori biologici c'è stato un aumento, chiaramente, però questi sono numeri e dentro agli operatori biologici sappiamo che ci sono lo stesso regolamento definisce 3 tipi di operatori, di fatto i produttori esclusivi, cioè solo i produttori, quelli che producono i prodotti primari, i preparatori esclusivi, quelli che li trasformano, li maneggiano, li confezionano, e poi abbiamo delle situazioni miste, produttori e preparatori. E qui vedete i numeri di queste 3 categorie. Il Veneto, per quanto riguarda gli operatori preparatori esclusivi, si colloca tra le prime posizioni, 986, terza o quarta, quindi diciamo da questo punto di vista i nostri operatori esclusivi in termini di numerici rappresentano una bella parte della platea degli operatori appunto italiani. Per interesse e per curiosità personale sono andato a dare un'occhiata ai dati relativi alla produzione biologica animale e a riguardo, insieme ai collaboratori miei che ringrazio molto anche per la preparazione delle slide, ne sono venuti fuori questi numeri che vedete sono numeri estratti da banca dati della BDN, quindi banca dati nazionale appunto del zootecnica, e per quanto riguarda poi i dati come fonte dati dal nostro organismo pagatore, il numero di capi di bestiame biologico rispetto al numero di capi di bestiame totali presenti in BDN. Per alcune situazioni chiaramente siamo molto, i numeri parlano da soli, non è che abbiamo un settore biologico, di produzione biologica animale molto spinta. Quello che c'è da notare, per esempio, nel caso dell'apicoltura, noi abbiamo una percentuale che supera il 10% delle arnie che sono appunto condotte con metodo biologico, ma per le altre produzioni siamo ancora diciamo basse, soprattutto per quanto riguarda i bovini. Adesso ci sono dei dettagli per quanto riguarda gli avicoli, i bovini biologici, che sono appunto, come vi dicevo, abbastanza ridotti. Abbiamo i bovini da latte nell'ambito di una numerosità che comunque è scarsa. Allora, tutti questi numeri ci fanno riflettere sull'altro diciamo, compito che mi è stato dato, quello di parlare un po' del ruolo della Regione, e molto rapidamente. Allora, il ruolo della Regione, e premiamo quello sbagliato, e premiamo questo. Il ruolo della Regione, allora, spesso io uso un po' un'immagine, l'immagine della squadra, e in questa squadra, non perché io sia un ciclista, e la pancia lo dimostra, ma perché secondo me la squadra ciclistica si presta bene a rappresentare quello che voglio dire. Nella squadra ciclistica c'è un capitano e ci sono dei gregari. Il capitano è quello che deve vincere la partita, che deve vincere la corsa. C'è un traguardo e per lui il traguardo può essere interpretato nei termini di raggiungimento del 25%, oppure che il capitano, in questo caso l'imprenditore agricolo, stia sul mercato e sia competitivo. Il traguardo può essere rappresentato dalla sostenibilità.
Quindi il traguardo può essere interpretato a seconda della bisogna. Okay? E chi siamo noi? Il ruolo della regione. Tutti diranno lo sponsor? No, assolutamente. Lo sponsor, io direi che tutti quanti noi qui dovremmo alzare la mano, perché tutti siamo cittadini e paghiamo le nostre tasse. Quindi tutti noi siamo gli sponsor. A noi regione non aspetta altro che cercare di fare in modo che il nostro sponsor sia contento e quindi utilizzare bene le risorse che il nostro sponsor mette a disposizione per far vincere chi? Il capitano, l'imprenditore agricolo biologico in questo caso. Detto questo, allora, dobbiamo porci dei problemi. Oltre che ad analizzare i numeri, dobbiamo anche porci degli interrogativi e stare con le antenne alzate, perché noi, e mi sembra di riconoscere sulla ammiraglia il dottor Contarin in piedi lì, okay? Noi dobbiamo ascoltare anche le voci che ci arrivano dall'esterno, cioè tutta la platea che ci circonda. Allora, ci sono molti studi in cui praticamente si analizzano il settore del biologico. E in particolare voglio ricordare questo, tanto perché è recente, ma perché affronta un problema, cioè quello di cui un allenatore, un general manager di una squadra deve preoccuparsi prima di tutto è che il capitano riesca a finire la corsa, quindi a portare a termine la corsa. Quindi la prima preoccupazione è fare in modo che chi è dentro il sistema non vada fuori, perché altrimenti non abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Allora, questa indagine è stata fatta in collaborazione con il CAREA, la Rete Rurale Nazionale, e la FIRAB, che è la fondazione appunto che si interessa della ricerca sul biologico. È uno studio che ha preso in considerazione alcune regioni, tra cui il Friuli Venezia Giulia anche, però poi il caso studio è stato calato nella regione più rappresentativa dal punto di vista della numerosità, cioè sulla Sicilia. E comunque, alla fine, più o meno le riflessioni possono essere anche riportate un po' più al nord, perché comunque le cose che gli operatori che sono usciti hanno evidenziato come causa della loro uscita, di fatto sono oneri burocratici di certificazione, insoddisfacenti risultati economico-produttivi, forse qua bisognerebbe discuterne perché dipende da caso a caso, carenti servizi di supporto e assistenza tecnica, e questo è un campo a cui sono diciamo molto interessato perché seguendo anche la consulenza e la formazione sento in particolar modo questo argomento, e la carenza di mezzi tecnici specifici, sementi, fitosanitari e quant'altro. Vado rapidamente alle conclusioni. Lo studio si è sviluppato anche attraverso una realizzazione di un focus group che ha evidenziato 7 ambiti, di cui io ne ho riportati 4 qui, per i quali poi è stato fatto emergere quali sono le criticità e quali sono diciamo, le proposte. Come criticità, di fatto, evidenziamo proprio ancora una volta il fatto della complicazione gestionale nel portare avanti in alcuni settori, soprattutto il settore zootecnico, proprio gli elementi tecnici, limitata disponibilità di mezzi tecnici, ma soprattutto come proposte viene in tutti e 4, in tutti gli altri, anche gli altri 3, emerge che come proposta sono la necessità di realizzare degli investimenti nella formazione degli agricoltori e nell'assistenza tecnica e nella consulenza. Noi oggi sentiamo parlare, con la nuova programmazione, di ACHIS, cioè di praticamente sistema della conoscenza in agricoltura. In questo senso, quindi, dobbiamo cercare di svolgere il nostro ruolo anche di manager o di ammiraglia o di gregario come amministrazione regionale, cercando di mettere a punto e mettere a disposizione anche questo tipo di attività, soprattutto questo tipo di attività. E per quanto riguarda le innovazioni, questa è un'anticipazione di uno studio
che è stato realizzato dalla nostra agenzia regionale Veneto Agricoltura, che devono ancora essere divulgati, ma ne hanno anticipati, e anche qui è stato condotto un'indagine tra imprenditori agricoli biologici, in questo caso produttori di latte biologico, e vedete che il 45%, quasi la metà degli intervistati, dà come risposta che si debba spingere sull'aumento delle conoscenze biologiche e migliorare le conoscenze, quindi anche del contesto ambientale, e dare più importanza all'informatizzazione aziendale. Questi sono tutti elementi che ci devono, in quanto gregari del capitano che deve vincere la corsa, farci riflettere su quali strategie poi mettere in atto. Questo è uno spaccato di quello che noi facciamo con un intervento del PSR 2014-2020 esteso anche per il 2022, cioè la consulenza, con 2 percorsi specifici, e vedete, rivolti all'agricoltura biologica, e vedete qui i numeri di adesione. Con il secondo bando abbiamo ben più, quasi 500 operatori che sono seguiti da dei consulenti per aderire o per essere supportati durante la loro attività del sistema biologico. Io ho finito, ringrazio per l'attenzione, ringrazio soprattutto Giovanni che mi ha preparato le slide e tutti gli altri colleghi della UO con cui abbiamo ragionato assieme. Grazie mille, dottor Trentin. Visto che l'ha chiamato in causa, anche perché è stato riconosciuto visivamente nella slide precedente, io passerei, prima di passare la parola al dottor Contarini, che fondamentalmente è un po' anche colui che fra i vari strumenti che abbiamo citato guida la macchina di uno degli strumenti principali, che è appunto il PSR. Per restare nei dati, e prima di dare la parola al dottor Contarin, chiederei alla regia di far partire un video con alcuni dei principali dati che riguardano il PSR del Veneto. Il programma di sviluppo rurale Veneto 2014-2020 fa parte della strategia europea. Il programma di sviluppo rurale Veneto 2014-2020 fa parte della strategia europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva del settore rurale. Sono 1.561 milioni i fondi stanziati dall'Unione Europea, dallo Stato italiano. Chiedo alla regia di indicarmi se ci sono problemi di audio, magari lo possiamo vedere dopo e anticipiamo l'intervento del dottor Contarin. Perfetto, allora a questo punto chiamerei al podio appunto il dottor Franco Contarin, direzione a DG FEASR Bonifica e Irrigazione della Regione del Veneto. Sì, grazie, buonasera a tutti anche da parte mia. Purtroppo ci vedo poco, per cui io non ho riconosciuto in che punto del gruppo di gregari stesse il buon collega e amico Giorgio, e neanche in che punto, ma forse era più avanti il nostro direttore Comacchio, che insomma in quanto materia ciclistica può insegnare a tutti noi. Allora, a parte le battute, cercherò di essere veloce. Sì, la Regione... Adesso aspettiamo se... Sì, preciso, la Regione ha un ruolo misto e non vorrei traesse in inganno il fatto che io mi soffermerò su uno dei ruoli che ha la Regione, che è quello che rientra sotto la mia competenza, e che è quella di uno strumento importante che è il programma di sviluppo rurale, e che come potrete vedere, eccolo qui, pone a disposizione alcuni strumenti. Allora, io ho provato a proporre una riflessione che stia un po' sul pezzo dei tempi, per cui rispetto a ciò che è stato evocato prima, e cioè tenterei di rispondere, ma non riesco a comandare. Io mi scuso con voi, ma qua vedo che salta una diapositiva. Comunque il punto è questo: è stato evocato questo obiettivo del 25% di SAU a livello europeo
coltivato a metodo biologico, posto dal Green Deal europeo e poi tradotto concretamente in obiettivi concreti nella strategia per la biodiversità europea. Rispetto a questo obiettivo, l'agricoltura veneta, visto che ci focalizziamo sul Veneto, come avete capito, è pronta a impegnarsi e quindi cerchiamo di capire come aiutarci, tutta la squadra, per arrivare o dare un contributo significativo a questo obiettivo su scala europea. Allora, per dare la risposta, io ho provato a mettere in fila alcuni fatti. Un primo fatto lo ricaviamo da un evento importante, la conferenza regionale sull'agricoltura e lo sviluppo rurale del 2019, evento nel corso del quale tutte le rappresentanze del mondo rurale della regione si sono fermate e hanno condiviso una fase di analisi, una fase di proiezione in avanti, individuando le priorità strategiche su cui investirsi, traguardando una scadenza simbolica, ma neanche tanto, quella del 2030. E in quella sede, come potete vedere da questa slide, sono emerse una serie di priorità, sono una decina, e vedete che quelle a maggior, diciamo così, importanza, segnate con 3 pallini, rientrano tutte nella sfera, diciamo così, della salvaguardia ambientale, del contrasto al cambiamento climatico, della biodiversità, del rispetto della biodiversità. Chi è intervenuto erano operatori che a diverso titolo hanno a che fare col settore agricolo, quindi produttori, ma anche associazioni ambientaliste, varie sigle implicate, consulenti nel tema dell'agricoltura e dello sviluppo rurale. Questi dati sono stati a distanza di un anno, poi a fine 2020, confermati dal tavolo di partenariato per la politica agricola 2030, il tavolo regionale, che ha riproposto come elementi, come obiettivi di massima priorità proprio quelli che hanno a che fare con la promozione dello sviluppo sostenibile e il contributo alla tutela della biodiversità. Dentro a questi temi, ovviamente, uno strumento, una metodica, una tecnologia importante, particolarmente significativa, è proprio quella dell'agricoltura biologica. Passiamo ad altri fatti. Allora, prendiamo il rapporto di posizionamento prodotto a fine 2019 o inizio 2020 dalla Regione del Veneto rispetto alla strategia di sviluppo sostenibile. Sapete, abbiamo una strategia nazionale e poi ogni regione l'ha declinato. Sapete che l'indicatore della superficie investita biologico è uno degli indicatori principali dei 7 obiettivi indicati dall'agenda ONU. Vedete che effettivamente, pur che è un dato parziale, non è aggiornato come quelli presentati da Giorgio poc'anzi, vedete comunque un dato interessante. È vero, il Veneto, tra virgolette, è fanalino di coda, però assistiamo a un trend che negli ultimi 10-12 anni non si è mai contraddetto, un trend a crescere. Lo rimarcava Giorgio, io ho piazzato sulle slide che ha presentato Giorgio, minor capacità della sua dal punto di vista grafico, dell'efficacia, ma ritroverete i suoi numeri, ho piazzato 2 eventi significativi per i miei uffici, e cioè 2 bandi in cui appunto il programma di sviluppo rurale ha reso disponibili risorse a sostegno di una misura dedicata proprio al biologico, un premio a superficie per chi coltiva col metodo biologico. E vedete che incidentalmente, l'effetto qui non siamo riusciti a pulirlo, comunque in quel momento abbiamo registrato gli scarti, gli incrementi maggiori. Vedete qui, sia in termini di valore assoluto che in termini percentuali. Ora, abbiamo trend analogo sugli operatori, ma vado veloce. Qui è la disamina presentata prima per le superfici a vite da Giorgio, io l'ho estesa anche ai cereali e vedete che comunque il momento di ripresa coincide
anche con i 2 bandi. Quindi evidentemente i fatti comprovano che il settore è sensibile, è pronto a ingaggiarsi in un obiettivo così significativo a livello globale, il settore veneto intendo, e evidentemente anche l'azione regionale, pur non risultando determinante in senso assoluto, comunque concorre e genera un impatto positivo, in linea con l'obiettivo, con i target su cui ci stiamo impegnando, siamo invitati a impegnarsi anche. Bene, indago con qualche numero, cercherò di essere velocissimo, in cosa si sostanzia questo supporto. Il numero dei produttori che col programma 713 e col programma 1420 ormai in chiusura, nelle fasi finali, negli ultimi anni, sono stati sostenuti. Vedete, passiamo da circa 650 a quasi 1000 produttori. Numeri apparentemente relativi, ma dovete riportarli ai numeri presentati da Giorgio in termini di produttori, cioè circa 2600-2700 oggi produttori biologici in regione. Quindi capite che è un'azione abbastanza pervasiva. Qui vedete le cifre. Sono cifre queste al 2020. A dicembre 2020 la spesa programmata a sostegno del biologico era di quasi 34 milioni di euro. A fine 2013 era di quasi 14 milioni di euro, quindi un salto, un incremento di quasi 3 volte. Le superfici che fruiscono del premio, io sto indagando adesso la cosiddetta misura 11, è il codice che identifica la misura che eroga un premio ad ettaro per la coltivazione biologica. Vedete che sono circa 11, poco più, insomma 11.000 ettari, che vanno ovviamente rapportati ai circa, scusami Giorgio, 46, 40, adesso non ricordo il numero, insomma 46.000 ettari che al momento risultano a coltivazione biologica in tutto il Veneto. Capite che è un'azione pervasiva. Abbiamo, i miei collaboratori hanno riportato il dato su un GIS semplice, molto semplice, dove vedete verde vuol dire che è arrivata l'azione regionale di sostegno alle aziende in conversione al biologico in questi ultimi 6 anni o per il mantenimento. Dove è più scuro vuol dire che c'è un ettaraggio più consistente su base comunale. Quindi vedete un'azione abbastanza pervasiva, sia in termini numerici che in termini territoriali. Qui ho riportato per la cronaca, ma sorvolo i premi. L'osservazione che ne ricavo è che nel passaggio 7-13, 14-20 c'è stato un incremento dei premi, lo potete apprezzare, beccate un dato e lo confrontate, ma non è così significativa. Quindi vuol dire, ripeto, che si parte da una conversione imprenditoriale, l'azione regionale la sostiene, la aiuta, non è il fattore che la scatena. Ho dato una cifra in termini di supporto, questo supporto è al momento aumentato ulteriormente, il supporto della spesa programmata sulla misura 11 del PSR da 33-34 milioni, superiamo i 58 milioni, risorse innestate proprio l'anno scorso con la modifica del PSR al seguito di questa fase di transizione tra vecchia e nuova PAC in linea col Green Deal europeo. Vedete, gli ettari sono 1/4 della superficie biologico attuale che ha fruito, sta fruendo di sostegno della Regione attraverso il PSR. Non è l'unica azione con cui la Regione sostiene il settore biologico. Okay? Quindi la misura 11 non è l'unico che vede protagonisti quelle 900 aziende, sono più interventi, più strumenti. Andiamo da rilevare che vi sono, come ricordava Giorgio, percorsi formativi dedicati, ben 4 sulla misura 1, 2 percorsi di consulenza sulla misura 2, abbiamo una graduatoria dedicata nell'ambito della promozione dei prodotti di qualità, tra cui rientra a pieno titolo il metodo biologico nella misura 3, e poi abbiamo anche, diciamo così, un criterio di selezione specifico dedicato in 4 altri tipi di intervento quando si parla di sostegno all'investimento realizzato dall'azienda agricola. Ora,
vedete che i produttori biologici sono 2.700-2.800 circa, e è interessante notare che sono meno del 5% delle imprese agricole che a dicembre scorso erano iscritte alla Camera di Commercio del Veneto. Vediamo se la partecipazione e il sostegno offerto dal PSR è in linea con questo dato di incidenza, ok? Incidenza del circa 6% per le superfici, incidenza di poco inferiore al 5% per le aziende. Vedete qui una disamina delle principali misure. Quella che vedete più consistente è quella per gli investimenti, è la prima alla nostra sinistra, dove vedete che il peso è dell'11,7% su un investimento complessivo di 244 milioni di euro di aiuti concessi. Ne prendo un'altra significativa che si accompagna alla misura 11 e dalla misura 10, dove vengono sostenute tecniche di coltivazione a ridotto impatto ambientale, e vedete che anche lì abbiamo un 7,7% degli aiuti, 194 milioni di euro, dato al 2020, che sono fruiti da quel parterre di alcune di quelle 2.700 aziende. Idem, significativo notare che il 9% dei 70 milioni di euro di premio dati ai nuovi giovani agricoltori è finito ad agricoltori, a nuovi giovani agricoltori biologici. Oppure il 23% delle risorse degli investimenti, sono poche queste, relativamente meno, 29 milioni di euro, per la diversificazione aziendale, agriturismo, fattoria didattica sociale, è stato fruito da aziende biologiche. Se andiamo a guardare il numero di beneficiari, quindi prima parlavamo di risorse, sui numeri dei beneficiari vedete che siamo in linea a quello che vi ho mostrato poc'anzi. I giovani il 9,9%, gli investimenti l'11,3%, la misura 10 dove il numero dei beneficiari è molto più alto, vedete sono quasi 10.000, 9.300, il 4,1%. Vado veloce qui. La sintesi che ne ricaviamo è questa, che abbiamo addirittura 2.600 beneficiari del PSR che erano aziende biologiche. Sicuramente magari qualcuno sarà in quel gruppo che rappresentava Giorgio, è uscito, ma molti sicuramente in questo momento stanno continuando e rappresentano l'11% del totale di 24.500 beneficiari che il PSR ha registrato alla data del 2020. Questi dati verranno resi disponibili tra poco, sono nel rapporto di valutazione intermedia del programma di sviluppo rurale. Le risorse già consegnate a questi agricoltori sono nel totale del PSR, su quel 1,5 miliardi che poi vedrete dopo nel filmato, che è la dotazione dell'intero programma, 936 sono già stati concessi agli agricoltori alla data a cui facciamo riferimento. Di questi 120, quindi quasi il 13%, sono fruiti a sostegno di aziende biologiche. La prospettiva, allora, questo, diciamo così, a mio giudizio, la sintesi che vi propongo, questi elementi pongono sotto una luce di estrema serietà e di estremo impegno il settore biologico e il supporto che la Regione sta dando al settore biologico per la strada che abbiamo fatto sin qui, ma sono il viatico per la prospettiva che abbiamo davanti, un viatico, come dire, che la Regione non intende disattendere. Le prospettive sono già, come dire, indicate chiaramente, non v'è dubbio a livello europeo, ok? Per quanto riguarda il livello nazionale, il dottor Gasparri ci ha introdotto, ecco, sempre perché io ho la fissa, che è un po' anche il mio limite, dei numeri e dei dati, perché sennò il resto è fuffa, scusate se mi esprimo così, è interessante notare questo. Allo sviluppo rurale, l'attuale proposta di piano strategico nazionale, è l'ultima comunicazione che vi do questa, destina complessivamente poco meno di 15 miliardi di euro. Allora io ho detto, ma quanti di questi 15 miliardi nella proposta sono rivolti alla misura a premio dedicata al biologico, conversione o mantenimento? 2 miliardi e 165 milioni. Questa cifra è in linea con il contributo da dare al 25% o no? Allora, in assenza
di altri dati di dettaglio rispetto ai target che vogliamo perseguire, ho provato a ragionare al contrario, e cioè la riteniamo adeguata o meno nel confronto con lo storico. Lo storico che cos'è? Allora, il PSR attuale nella versione 14-20, quindi prima dell'innesto delle risorse per gli ultimi 2 anni nuovi aggiunti col regolamento di transizione, era di 9,8%, cioè il 9,8% delle risorse di tutti i PSR regionali italiani era dedicato alle misure del biologico, la misura 11. In realtà il peso, se lo riportiamo addirittura sull'intera spesa di sviluppo rurale, scende al 9%. Perché? Perché avevamo 2 miliardi assegnati al programma nazionale e io non li ho contati per impedimento al momento in cui ho preparato questa diapositiva. Se consideriamo anche le importanti risorse arrivate in questi 2 anni, ricordo che una quota viene anche dal Next Generation EU, saliamo all'11,1%. In realtà sarebbe al di sotto dell'11% perché non ho contato i 3 miliardi di euro che sono nel programma nazionale. Quindi voi vedete che nella situazione attuale abbiamo un salto, ok, di quasi 4 punti percentuali, quindi un incremento di maggior impegno, almeno dal punto di vista finanziario previsto, dall'attuale programmazione alla nuova programmazione a livello nazionale, quasi di un 25% di risorse in più. Quindi questa è la prospettiva che abbiamo davanti, ripeto, in termini di impegno. Quindi concludo ringraziandovi per l'attenzione e consegnando alla vostra riflessione questi elementi. Grazie. Grazie, dottor Contarin. E chiederei a questo punto alla regia di recuperare il video, di lanciarlo, che ci illustra i numeri del biologico appunto nella Regione Veneto. Il programma di sviluppo rurale Veneto 2014-2020 fa parte della strategia europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva del settore rurale. Sono 1.561 milioni i fondi stanziati dall'Unione Europea, dallo Stato italiano e dalla Regione del Veneto per raggiungere le 6 priorità per lo sviluppo del settore rurale. Veneto, su 61.138 imprese agricole, 2.757 sono biologiche. Gli operatori biologici, comprese anche le realtà che trasformano e distribuiscono, sono complessivamente 3.808. Gli ettari di tutta la superficie agricola utilizzabile del Veneto sono 781.633. Di questi, il comparto biologico ne occupa il 5,9%. Il PSR Veneto ha destinato complessivamente al comparto biologico 120 milioni di euro, pari al 12,8% di tutte le risorse concesse dal programma. Se nel 2015 sono stati stanziati 21,8 milioni per la conversione e il mantenimento di pratiche biologiche, nel 2021, grazie ai fondi europei, le risorse sono quasi triplicate, raggiungendo quota 58,8 milioni. Alla fine del 2021 sono stati 2.696 gli operatori biologici veneti che hanno usufruito del sostegno del PSR, pari all'11% di tutti i beneficiari del programma. In particolare, con la misura dedicata alle pratiche biologiche, il PSR ha sostenuto il 30% dei prodotti biologici regionali e ha contribuito ad introdurre quasi 300 nuove aziende bio. La misura, inoltre, ha permesso di attuare pratiche biologiche su 11.256 ettari, il 24,5% della superficie biologica regionale. Per la conversione e il mantenimento del biologico, la Regione del Veneto ha finora liquidato 36,4 milioni di euro, pari al 62% dei fondi disponibili. Le risorse destinate alla specifica misura per il biologico hanno sostenuto principalmente la coltivazione di mais e frumento, la viticoltura e la coltura dei frutteti.
Grazie alla regia per il video e abbiamo sentito diverse cifre e fra le altre cose abbiamo anche visto qual è la sfida che ci aspetta per il futuro e forse per raccogliere questa sfida, oltre a guardare alle cifre, dovremmo guardare anche in maniera un po' diversa e più sistematica al tema e al settore del biologico. E una delle cose che ha fatto il PSR Veneto è anche quella di, insieme all'Università Ca' Foscari di Venezia, di studiare i modelli di business del biologico. E una ricerca, diciamo, abbastanza approfondita, di taglio qualitativo e molto molto interessante, di cui chiamerei a discutere e a presentarla la professoressa Christine Mauracher, direttore di Agri-Food Management e Innovation Lab dell'Università Ca' Foscari di Venezia, e poi il professor Vladi Finotto, che la seguirà, sempre dello stesso laboratorio di Agri-Food Management e Innovation Lab della Ca' Foscari. Prego. Si sente, sì. Grazie della parola. Buon pomeriggio a tutti anche da parte mia. Per il nostro gruppo di ricerca questo evento è un momento importante, non solo perché abbiamo la possibilità di raccontarvi i risultati della ricerca che abbiamo condotto in questi 2 anni, ma anche perché è un momento per fare il punto, un po' per un confronto e un allineamento dopo 2 anni che sicuramente non sono stati così facili e continuano, ahimè, a non esserlo per il settore agricolo, per l'agroalimentare in generale. Vogliamo provare oggi a ragionare su quelle che possono essere delle traiettorie di sviluppo per questo comparto del biologico. È un primo passo e continueremo in questa direzione, poi vi diremo come. È un segno forse anche che siamo in questa sede dove da poco è stata allestita una mostra che rimarrà per i prossimi 6 mesi incentrata sul cibo, e tra l'altro che vedrà una serie di eventi collegati che ragioneranno su ciò che sarà il futuro appunto del cibo. Bene, questo progetto di ricerca nasce nell'ambito del nostro laboratorio Agri-Food Management Innovation Lab, un laboratorio che abbiamo avviato qualche anno fa insieme a Vladi Finotto e a Francesca Checchinato, un laboratorio che vede la partecipazione di una ventina di ricercatori, non solo del nostro dipartimento di management, ma anche di altri dipartimenti, vede il coinvolgimento di imprese del settore e di istituzioni. Le linee di ricerca che portiamo avanti nel laboratorio le vedete indicate in questa slide, tra l'altro nella cartellina troverete anche alcuni approfondimenti sulle ricerche che così stiamo conducendo in questo periodo, ed è proprio in quella prima linea che vedete nella slide relativa all'innovazione e modelli di business che si inserisce questa ricerca che ci accingiamo a presentarvi. Questo è il team del lato Dipartimento di Management, oltre appunto alla sottoscritta Vladi Finotto che prenderà la parola dopo di me, la professoressa Francesca Checchinato e Alessandra Vignotto, che è la persona che poi si è occupata della raccolta dati e si è costantemente interfacciata con le aziende che hanno deciso di aderire al nostro progetto. Il progetto è frutto di una collaborazione appunto con la Regione Veneto, in particolare con la divisione autorità di gestione del FEASR e con la direzione agroalimentare. Arrivando alla ricerca, quali sono le motivazioni alla base della ricerca? Cosa ci ha spinto a intraprendere questo percorso di ricerca? Beh, innanzitutto la crescita del settore. Nelle relazioni che ci hanno preceduto avete sentito chiaramente come questo settore nell'ultimo decennio in Italia abbia manifestato un notevole dinamismo. Giusto per richiamare solo 2 dati, più 90% della superficie investita biologico, più 70% il numero degli operatori. Oggi complessivamente operano in questo settore
oltre 71.000 operatori. Positivi sono anche i dati che arrivano dalle vendite. Nell'ultimo anno sono stati superati 4,6 miliardi di euro per il mercato interno, un consumo in crescita, anche se un consumo al momento di nicchia, ma è interessante vedere come nell'ultimo decennio sempre il tasso di penetrazione sia passato dal 50% al 90%. Questo è un dato sicuramente significativo che sta a attestare indubbiamente un crescente interesse da parte di consumatori verso queste produzioni biologiche. Naturalmente questa crescita ha delle implicazioni, questo significa così ingresso di nuovi operatori nel mercato, magari agricoltori che decidono di convertire la propria produzione convenzionale in produzione basata sul sistema biologico, ma anche l'ingresso di operatori totalmente estranei all'agricoltura. Tra poco sentiremo anche la voce di uno di questi operatori che è qui presente in sala. Questo ingresso di nuovi operatori naturalmente ha aumentato quella che è la pressione competitiva, congiuntamente al fatto che oggi vi è una maggiore concorrenza da parte di prodotti convenzionali che si orientano magari sempre più a sistemi di sostenibilità, non necessariamente biologico, e che vengono percepiti dai consumatori più salutari e più genuini. Di fronte a questo scenario cosa succede? Necessariamente queste imprese devono in qualche modo ripensare a delle strategie in modo da riuscire a creare maggior valore. Crediamo che delle innovazioni nelle proposte di valore, così come delle relazioni strategiche magari con clienti, piuttosto che comunicazioni molto più mirate, molto più efficaci, possono in qualche modo contribuire a innovare delle aziende che operano nel settore, possono contribuire ad accrescere i margini, ma anche a generare reddito, che è uno dei grandi temi, ovviamente la sostenibilità economica di queste imprese. Ultimo punto riguarda naturalmente la sostenibilità. Abbiamo sentito nelle relazioni di apertura come questo comparto del biologico oggi sia un comparto centrale nelle politiche europee. Aggiungerei che oltre a una sostenibilità ambientale, questo comparto ha un ruolo estremamente rilevante anche per quella che è una sostenibilità di tipo sociale. Quali sono gli obiettivi di questo lavoro di ricerca? Direi innanzitutto cercare di fornire una roadmap per quelle imprese che intendono avvicinarsi al comparto del biologico o che già vi operano e che in qualche modo sentono la necessità, il bisogno di modificare quelle che sono le loro strategie, in qualche modo di rivedere un proprio modello di business per le considerazioni che ho fatto poco fa. Quindi un primo obiettivo del nostro progetto di ricerca è provare a identificare quelle che sono le diverse tipologie e le diverse strategie delle imprese che operano in questo settore. Abbiamo pensato di utilizzare questo termine Atlante perché l'idea di fondo è di provare a fare una mappatura di questi diversi profili aziendali, non con un'ottica naturalmente di esaustività, ma di varietà, quindi di provare a cogliere quelle che sono appunto queste imprese nella loro diversità che operano all'interno del comparto biologico nel Veneto. Secondo obiettivo è quello di provare a individuare quelle che sono le leve rilevanti, le leve importanti collegate ai relativi modelli di business e quelli naturalmente che sono i fabbisogni che emergono collegati a questi modelli di business.
Tutto ciò crediamo possa essere estremamente importante per i policy maker, che possano in questo modo anche attivare degli interventi, delle azioni mirate, delle azioni ad hoc in base proprio alle specificità delle singole aziende o di questi gruppi di aziende che scusate, abbiamo provato a individuare. Ultimo punto della nostra ricerca, su questo tornerò alla fine nella fase di chiusura, provare a continuare a alimentare questi scambi tra gli operatori del sistema biologico veneto, che naturalmente in primo luogo comprendono le aziende di questo sistema, ma anche istituzioni, università, fornitori di beni e servizi collegati al mondo del biologico. Al nostro progetto di ricerca hanno aderito 30 imprese biologiche del Veneto, alcune sono qui in sala oggi e le vogliamo ringraziare per aver dato la disponibilità a partecipare a questo progetto. Sono imprese quasi tutte al 100% biologico, ce ne sono alcune che abbiamo selezionato appositamente che solo di recente hanno introdotto una linea produttiva dedicata al biologico. Queste aziende sono state selezionate principalmente seguendo 3 criteri. Il primo criterio è un criterio di filiera. Abbiamo provato a mappare, a coinvolgere quelle che sono le filiere più importanti per l'agricoltura regionale. Quindi andiamo da aziende che vanno dall'ortofrutticolo al cerealicolo, zootecnia e così via. Potete vedere quali sono le diverse filiere coinvolte. Il secondo criterio è un criterio dimensionale. Abbiamo selezionato aziende micro, aziende piccole, aziende familiari versus aziende più strutturate, aziende di maggiore dimensione, e l'ultimo punto è stato l'ultimo criterio utilizzato nella selezione, quello di guardare diverse posizioni all'interno della filiera. Principalmente naturalmente sono aziende agricole, ma abbiamo coinvolto anche trasformatori e un'azienda di distribuzione. Questo è il protocollo di ricerca che è stato adottato. Abbiamo in prima istanza così raccolto informazioni attraverso fonti secondarie collegate a questa azienda, e poi c'è stata un'attività diretta sul campo insieme agli imprenditori che ci hanno consentito da un lato di raccogliere informazioni necessarie per ricostruire i loro modelli di business, ma nel contempo abbiamo esteso l'analisi anche a problematiche legate al Covid e a quelli che possono essere risorse finanziarie importanti derivanti appunto da finanziamenti regionali. Avete qualche dato giusto per dare un'idea anche della complessità di questo lavoro di ricerca? Abbiamo effettuato complessivamente 42 interviste per oltre 50 ore di interviste. Complessivamente abbiamo raccolto all'incirca 500 pagine di interviste, e questi dati poi sono stati elaborati con lo scopo di andare a individuare quelli che potessero essere degli elementi di comunanza tra le varie aziende e elementi di diversità. Complessivamente sono state ottenute 18 categorie e di queste adesso ve ne illustreremo alcune, le più rilevanti. Naturalmente nel report che vi è stato consegnato, che sarà anche scaricabile online, troverete poi maggiori dettagli in merito. Allora intanto passo la parola al collega che vi andrà a illustrare, ecco qua, nel dettaglio. Grazie. Allora, a me il compito di accompagnarvi, buonasera a tutti intanto, accompagnarvi in una veloce sintesi dei risultati. Sarò breve e darò in questa mia presentazione, seconda parte della presentazione, solo alcune istantanee di un
di una ricerca che è stata lunga, interessante, avvincente e che vedete già riassunta in quel artefatto, devo dirvi, bello, mi è piaciuto, carino, che trovate nelle borsette, lungo 100 pagine. Quindi vi diamo solo alcuni spaccati, dopodiché speriamo davvero lo leggiate con interesse perché pensiamo sia un primo contributo utile a un dialogo da fare tutti insieme. Ribadisco un passaggio fatto dalla collega e porto la vostra attenzione su uno dei termini che vedete nominato all'interno del titolo di questo lavoro, di questa ricerca. Il nostro oggetto di osservazione sono stati i modelli di business. Noi veniamo da un dipartimento di management, sapete che il mondo del management e dell'economia aziendale è particolarmente bravo nel generare parole tipicamente inglesi che significano poco. Questa parola in particolare viene molto spesso utilizzata a sproposito, tuttavia se definita adeguatamente a mio avviso aiuta a fare dei ragionamenti importanti e molto utili per imprese di comparti diversi e a nostro avviso soprattutto per il mondo dell'agroalimentare. Che cos'è un modello di business? Cosa siamo andati a osservare per poi fare quel lavoro da esploratori alla Galapagos? Quindi siamo andati a capire quali sono le specie di impresa che popolano quei numeri che ci hanno raccontato prima le persone che ci hanno preceduto. I numeri sono molto importanti, tuttavia se consideriamo le aziende come parte di un numero, il rischio è di considerarle come una funzione di produzione tutte uguali. In realtà, voi lo sapete meglio di me, chi opera nelle imprese lo sa meglio di me, ogni azienda è diversa e diversi modelli di stare a mercato consentono di raccogliere il favore dei consumatori o meno, di rapportarsi al meglio con i propri fornitori o meno e così via. Allora, il modello di business che noi osserviamo, la definizione della parola ve la provo a raccontare usando un esempio banale ma credo utile perché tutti quanti siamo allineati. Se io vi chiedessi com'è che IKEA genera valore per i propri clienti, per noi, per voi, la prima risposta che vi verrebbe da dirmi è costruisce dei mobili vagamente carini a basso costo. Però se voi pensate al motivo per cui comprate da IKEA, e vi ripeto è un esempio banale ma mi serve parlare di qualcosa di ultra noto, ci andate non solo perché costa poco e perché ve lo montate a casa e perché è bellino, ma perché nel negozio quando ci entrate potete parcheggiare i vostri figli nella kindergarten che c'è all'inizio, li buttate nella piscina con le palline, perché al bar al primo piano del negozio avete le polpette con la marmellatina sopra e il salmone svedese scelto da loro servito in determinati modi, perché dentro al negozio avete i locali già arredati per cui se la vostra casa ha la stessa metratura voi comprate quel che c'è dentro e così via. La prima cosa, in altre parole, che abbiamo voluto vedere è andare a capire come diversi tipi di aziende generano valore per diversi clienti, perché le diverse persone che sul mercato comprano il biologico lo comprano spesso con aspettative diverse. Anche il consumatore è diverso, seppure i numeri spesso ce lo raccontano come unico. Se un'azienda è brava a generare valore con una sua ricetta, il secondo passaggio che proviamo a fare è capire con chi lo crea quel valore e non sta a me raccontarlo a voi e al mondo dell'agricoltura quanto importante sia lavorare in filiera. Il fatto che un'azienda per ultima consegni del valore a un cliente è solo appunto l'ultimo passaggio di una collaborazione con una molteplicità di operatori, i consulenti, i fornitori, e l'agronomo, e l'enologo e così via. La buona riuscita di una promessa di valore al mercato passa attraverso l'orchestrazione di un sistema di altre imprese che collaborano con me. Noi abbiamo voluto vedere come diverse aziende costruiscono diversi modelli di collaborazione con i propri fornitori e partner. IKEA compra i suoi mobili un po' in Polonia, un po' a Pordenone e in molti altri posti in giro per il mondo, collabora con chi gli pesca il salmone e così via. Da ultimo, e forse tema più importante, se per consegnare valore al cliente collaboro con tante aziende, il problema poi alla fine è capire secondo quali logiche queste aziende in filiera si appropriano del valore generato. È il problema della redditività. Che un iPhone costi 1.300 euro, ma che io sia l'ultima azienda cinese che produce la vitina, fa un'enorme differenza. Perché sicuramente concorro alla costruzione dell'iPhone, ma sicuramente sono l'azienda che ha la minore marginalità. Oggi la pressione sulla marginalità del mondo agricolo in generale e anche di quello biologico è un tema importantissimo. Abbiamo voluto capire noi se le aziende si differenziano anche per il modo in cui si appropriano del valore generato. Quindi questo siamo andati a vedere. E ci preme dirvi che abbiamo ragionato su una parola modello di business che ogni tanto vedete messa lì un po' un tanto al chilo.
Vi dicevo, vi faccio vedere delle istantanee, le categorie su cui siamo andati a differenziare i diversi modelli di impresa sono molteplici, sono molte, sono 18. Vi avremmo tenuto qui 3 ore e non credo avreste la pazienza. Ne abbiamo selezionate solo alcune, però immaginate i modelli di azienda che vedete descritti e che vi sintetizzerò alla fine di questa parte della mia relazione, derivano da un nostro pesare quanto verso l'alto o verso il basso le aziende si disponessero lungo tutte queste variabili. E poi le abbiamo combinate in modo da ottenere 5 modelli. I modelli non sono un esercizio fine a se stesso, però pensateci, se riconosciamo diversità nel modo di stare a mercato delle imprese, a noi università aspetta un compito interessante, capire a ciascun modello di impresa che cosa serve in termini, per esempio, di capitale umano o di ricerca. Alla Regione può aiutare a individuare diversi modelli di impresa per tarare meglio gli interventi e le politiche che fa. Perché se no il rischio è sempre quello di rivolgersi a un'azienda media che non esiste, è nascosta dietro i numeri. Abbiamo selezionato solo per questa presentazione solo alcuni degli elementi, solo alcune delle variabili. Poi davvero vi invitiamo a leggerlo, ci teniamo molto, e vi invitiamo a scriverci se avete ulteriori domande e volete approfondire alcune delle variabili che non vengono rappresentate qui oggi. Come creano il valore, vi abbiamo detto? Allora, nel cercare di distinguere i diversi modelli di impresa, ciò che abbiamo constatato, ciò che abbiamo visto, è una generale consapevolezza da parte delle aziende del biologico, ancora una volta, non è statisticamente rappresentativo, ma quelle che abbiamo visto, pur nella loro diversità, sono tutte quante consapevoli del fatto che la certificazione, la qualità del processo e del prodotto, l'essere biologico come da standard, è un cartellino d'entrata nella partita, è un lasciapassare rispetto a un mercato, tuttavia non differenzia quasi più. Tutte le aziende che abbiamo visto hanno dimostrato una sensibilità nel declinare o nel cercare di declinare questa importanza della qualità del prodotto e la tenersi agli standard, richiamando soprattutto per il consumatore l'importanza della salubrità, del benessere e della sostenibilità. In particolare ci sembra essere pressante, a nostro avviso devo dire anche particolarmente adeguato, una certa attenzione alla sostenibilità ambientale, in questo momento vero vincolo delle società almeno sviluppate contemporanee. Se è vero che c'è questa consapevolezza, quindi che fare bene le cose secondo le regole è importante ma non è più sufficiente, le aziende, i diversi modelli che abbiamo riscontrato si differenziano per la maggiore o minore però capacità e anche impegno nel comunicare molto di più rispetto alla sola certificazione al consumatore. In altre parole, esistono alcune aziende che pur partono da questa consapevolezza ma continuano nelle proprie scelte gestionali e nei propri investimenti. E badate bene, questa non è una critica, è solamente un andare a rilevare quali sono le aree di intervento in cui poi le dobbiamo aiutare. Continuano a focalizzarsi molto sul prodotto e sul processo. E la costruzione, per esempio, di un'esperienza di vendita, di un argomento di vendita più sofisticato, più articolato, la capacità di comunicarsi in modo diverso, raccontare in modo diverso la propria storia, viene un po' a mancare. Quindi questa è una delle prime più importanti variabili lungo la quale si differenziano i nostri modelli. La comunicazione. Ora, immagino che un prodotto e un comparto ha così alto valore simbolico in prima battuta e che tocca così da vicino problemi forti oggi, sostenibilità e benessere, quindi non proprio cose trascurabili. Abbiamo visto ancora una volta un livello di consapevolezza piuttosto uniforme tra aziende che tuttavia stanno sul mercato in modo diverso. Una richiesta e una necessità anche manifestata di costruire consapevolezza nel pubblico più ampio, sia attraverso investimenti propri, una comunicazione propria, sia attraverso uno sforzo di sistema. Ora, senza entrare in dettagli e dibattiti che poi molto spesso si prestano a visioni diverse, però quindi marchi collettivi, marchi regionali, non abbiamo un'idea, ve lo dico onestamente, dell'artefatto finale. Però la capacità di comunicare in modo concertato come sistema la qualità di una regione del biologico emerge come un punto d'approdo interessante. Così come l'importanza di comunicare i valori del biologico con una comunicazione non aggressiva. Devo dirvi, questo ci è piaciuto molto. Nonostante i diversi modelli di impresa, i diversi modi di stare a mercato, tutti quanti enfatizzano la necessità di mantenere la comunicazione su
chiavi molto legate ai valori fondanti del biologico rispetto al vendere in modo aggressivo. Dove si manifestano le differenze che ci consentono di discriminare i diversi modelli di impresa? Uno, sugli investimenti propri in termini di comunicazione. Risorse, però, guardate bene, non vorrei che ogni tanto fosse l'alibi il fatto che comunicare costa tanto, perché può anche costare, ma non tantissimo. Ma l'investimento di risorse, per esempio umane, l'investimento di risorse in termini di attenzione e tempo da dedicare a forme di comunicazione adeguate anche a micro imprese, aziende agricole di piccolissime dimensioni. Ecco, qui ci sembra di vedere, abbiamo visto un fattore di differenziazione, così come anche la pianificazione sia della comunicazione che dell'esperienza del cliente, cioè interrogarsi su come l'impresa può davvero interrogarsi e quindi pianificare sui modi in cui l'impresa può accontentare il cliente non solo quando compra e mangia, ma prima e dopo, in un percorso che il cliente compie che è molto lungo, quando si informa, quando parla, quando ne parla agli altri, quando acquista, quando partecipa a eventi e così via. Questo è un altro passaggio su cui si differenziano i nostri modelli di impresa. La distribuzione, lo sappiamo, bestia complicata da gestire per molte aziende del comparto. Anche qui vado veloce per motivi di tempo e stiamo provando anche a recuperare un po' del ritardo fatto. Quindi scusate se la sintesi vi pare brutale. Per il comparto abbiamo rilevato che la distribuzione specializzata, soprattutto nei primi anni, è stata importantissima, è stata, come dire, uno strumento di legittimazione importante per far riconoscere a dei clienti molto avanzati e sofisticati, soprattutto nelle prime fasi del biologico, è stata importantissima. Oggi tuttavia riscontriamo, è stata importante soprattutto perché ha aiutato molte imprese piccole di piccole dimensioni ad acquisire le competenze su come effettivamente si vende in modo moderno un prodotto agricolo. Quindi è stata un alleato formidabile e fondamentale. Oggi vediamo che questo supporto, questo accompagnamento, viene svolto anche dalla distribuzione non specializzata. Cioè, ve lo confessiamo, insomma, in molti casi noi avevamo l'impressione che avremmo raccolto passaggi critici o posizioni piuttosto intransigenti o dure rispetto al ruolo della distribuzione organizzata nella relazione con le imprese biologiche, soprattutto piccole. Così non è. Abbiamo visto che per diversi modelli di impresa la distribuzione organizzata non specializzata è stata importante per insegnare loro come si sta a mercato e per farli arrivare a dei clienti disposti a pagare. Dove sta il problema? Il problema sta nelle marginalità e nelle pressioni che spesso esercitano queste strutture sui margini, e le imprese qui, i modelli di impresa, si differenziano per la loro capacità o meno, o per l'avvenuta o meno, comunicazione e costruzione di un'identità distintiva che fa sì che il cliente nel negozio riconosca me oltre che all'insegna del distributore. Quindi una costruzione di una marca e o la costruzione di una storia distinguibile da parte del consumatore. Anni di pandemia, quelli in cui abbiamo fatto questa ricerca, abbiamo cominciato a concepirla prima, però poi siamo stati catapultati nei vari lockdown. Anni in cui, sapete no, Lenin diceva che ci sono decenni in cui succede niente e settimane in cui accadono decenni. Ecco, gli ultimi 2 anni sono stati anni di accelerazione incredibile. E anche per le aziende del comparto la leva commerciale digitale è stata una leva importante durante il lockdown. Abbiamo avuto aziende che si sono rivolte alla distribuzione online non specializzata, Amazon. Abbiamo casi che ci hanno raccontato di esperienze su Amazon. Altre che hanno ragionato e lavorato con la distribuzione più specializzata, siti di e-commerce che vendono ortaggi, per esempio, a chilometro zero, dai vari Cortilia a quant'altro. Pensate che proprio durante la pandemia, Cortilia, per esempio, Ora Pesce, un e-commerce veneto del pesce fresco, hanno ottenuto poi finanziamenti da parte del mondo appunto della finanza, del capitale di ventura piuttosto interessanti, quindi un mondo che brulica. Che cosa abbiamo visto rispetto a questo? Come si differenziano i modelli di impresa? Da una parte alcune, le più strutturate e le più grandi, hanno saputo anche ragionare con i grandi despecializzati, la Amazon della situazione, che, come dire, mette una certa pressione in termini di velocità, organizzazione dei flussi, volumi. Dall'altra invece alcuni più piccoli e più recenti per formazione ci hanno mostrato un modello diverso che ha fatto affidamento su piattaforme di e-commerce piccole, specializzate, molto di nicchia e molto verticali, su cui hanno raccolto dei risultati piuttosto interessanti.
Ovvio, non sarà probabilmente questo il canale elettivo per il comparto, però credo che non torneremo dopo la pandemia ai valori iniziali vicini allo zero rispetto all'acquisto online. Quindi rimarrà una caratteristica strutturale dello scenario in cui vi muoverete e ci muoveremo. Ho quasi finito, io ho ancora 2 passaggi da fare insieme a voi. Un'altra variabile su cui siamo riusciti a discriminare i modelli di impresa è le relazioni di filiera. Anche qui vado con una sintesi brutale, ma mi interessa far passare alcuni passaggi, dopodiché li vedrete nella guida. Da una parte abbiamo visto alcune imprese più vecchie per formazione, più strutturate e anche grandi, che hanno svolto all'interno della filiera del biologico un ruolo importantissimo, ed è stato quello di guida, quasi di mentorship e di accompagnamento poi dei conferitori, delle piccole aziende agricole, che attraverso loro sono riusciti a trovare non solo spazio a mercato, ma soprattutto sono riusciti ad acquisire competenza. Quindi alcune grandi imprese di trasformazione e alcuni distributori specializzati che vedrete poi definiti nel rapporto sono importanti leader di filiera perché presidiano l'ultimo miglio col consumatore finale, ma perché poi trasferiscono la competenza maturata lì su chi sta dietro. E quindi questo è un passaggio molto importante su cui poi Cristina nelle sue conclusioni vi darà alcune, diciamo così, alcune conclusioni o alcune implicazioni che proviamo a tirar fuori. Finisco, sono 5 i modelli che abbiamo individuato e qui, ahimè, devo essere sintetico, ma spero sia un teaser e qualcosa che vi invoglia ad andarci a leggere. Abbiamo individuato un primo modello di impresa che è rappresentato da aziende eccellenti in termini di innovazione, capacità di fare qualità e anche rivederla continuamente sul prodotto e sul processo, ma che lo danno per scontato. Mi spiego, non lo raccontano, non lo comunicano, badate bene, non perché non sono capaci, ma per vincoli di vario tipo. Sono quelle sulle quali poi vedrete, abbiamo fatto dei ragionamenti in termini di intervento. Un secondo modello di aziende che fanno la stessa cosa, però sono anche più pragmatiche, si sono impossessate in buona sostanza del bagaglio del buon commerciale, cioè hanno sviluppato una certa competenza commerciale e non sono brave solamente a innovare o a acuire la qualità sul prodotto, sul processo, ma o con risorse proprie o con l'ausilio di attori esterni, consulenti, collaboratori di vario tipo, hanno anche presidiato tutti i passaggi che consentono di raccontarsi bene e di vendere bene al cliente finale. Sembra banale da raccontare, ma lo sapete meglio di me, è difficile da fare e richiede competenze specifiche. I leader di filiera sono quelli di cui vi ho raccontato poc'anzi, queste aziende di solito più vecchie, più strutturate, che svolgono un ruolo di guida per tutti coloro che stanno dietro e soprattutto per le piccole e micro imprese agricole che oggi compongono questo pulviscolo vitalissimo che è il biologico veneto. C'è un modello d'azienda che noi abbiamo trovato essere importante, ma con criticità di non poco conto di fronte a sé, piccolissime imprese che dipendono di fatto da un solo cliente, che conferiscono ad un solo cliente. Vi sarà chiaro ed è ovvio, sono aziende oggi esposte a rischi finanziari, operativi e gestionali di non poco conto e queste sono quelle sulle quali forse urge fare i ragionamenti più veloci in termini di supporti di vario tipo che possono essere date. Da ultimo, imprese rinate. Abbiamo visto un modello specifico che poi vedrete descritto nel rapporto e sono quelle imprese che grazie a un passaggio generazionale, quindi familiare di solito, hanno rimodellato il proprio modo di fare, di solito prendendo un'azienda convenzionale e introducendovi il biologico in maggiore o minore percentuale e contaminando i due modi di fare, il convenzionale e il biologico. Di solito il passaggio generazionale, poi è stato detto prima e lo vedete anche dalle statistiche di Eurostat, no? Il biologico ha di fatto il doppio di under 40 imprenditori rispetto al convenzionale. Questo passaggio generazionale secondo noi è interessante perché racconta una cosa promettente o su cui lavorare. L'innesto di forze giovani porta a esperienze composite, porta a esperienze di ragazzi di fatto che hanno finito gli studi o hanno fatto precedenti esperienze lavorative magari in altri ambiti. E portano questo bagaglio di competenze all'interno di imprese che hanno bisogno di rivedersi e valorizzare al meglio il proprio prodotto e la qualità dei propri processi. Ho sintetizzato davvero delle istantanee, lascio in una conclusione logica Cristina dirvi quali sono secondo noi le aree di intervento principali e spero davvero che abbiate modo poi di tornare da noi dicendoci che avete letto e volete capirne di più. Grazie davvero. Grazie.
giusto qualche minuto ancora per chiudere. Vladi, ti sei preso? No, il telefono no, ma no, il telecomando. Sì, ce l'ho io. Ah, ecco, grazie. Questo. Volevo sabotarla. Sì, ecco. In realtà è l'ultimissima slide che riporta quelle che secondo noi sono le aree di intervento su cui intervenire e dove vorremmo fare alcune proposte a seguito dell'analisi che abbiamo condotto. La prima area di intervento che vedete è relativa alle competenze, competenze citate più volte durante la nostra presentazione, e la sfida più grande crediamo che si dovrà affrontare per questo mondo del biologico è proprio un upgrading, un aggiornamento delle competenze. Quali vie vediamo in questo senso? Troviamo tre percorsi. Il primo percorso riguarda il sistema della consulenza della Regione. Le aziende intervistate esprimono grande apprezzamento per il lavoro svolto dai consulenti, evidenziano la necessità di avere una formazione molto più specifica sul biologico, quindi che consideri le specificità di questo comparto. Accanto a questo vediamo un'altra necessità, quello di provare a integrare questa formazione con una formazione legata agli aspetti gestionali dell'azienda, quindi legata al marketing, legata a aspetti finanziari e via dicendo. Altra cosa interessante a nostro avviso è provare a coinvolgere in questi percorsi di formazione quelle che abbiamo chiamato queste aziende leader, che di fatto sono già dei mentori e che potrebbero come dire, dare un importante contributo anche per il fatto che molto spesso vedono prima di altre le problematiche avanzate. Una seconda strada potrebbe essere quella di valorizzare i nostri percorsi di formazione post-secondaria legati all'agroalimentare, tra cui per esempio i percorsi ITS, introducendo dei moduli specifici dedicati al biologico, ma anche moduli legati a queste tematiche più gestionali. Questa ibridazione tra aspetti tecnici e aspetti più gestionali crediamo possa essere utile nel formare anche profili diversi che possono dare poi il loro contributo all'interno del sistema del biologico. Terza via che vediamo è una via che si incentra proprio su questi leader che abbiamo chiamato di filiera, con questa attività di mentoring che è stata appena richiamata, che dovrebbe essere messa maggiormente a valore, crediamo, attraverso anche una formalizzazione della loro attività che potrebbe ad esempio avvenire con la costituzione e la creazione di contratti di rete. Seconda area di intervento, comunicazione. Questa comunicazione noi la vediamo in due prospettive. La prima naturalmente legate alle aziende. Siamo ben consapevoli che le risorse oggi per la comunicazione sono sempre più esigue, non ne parliamo in questo periodo dove di sicuro i problemi sono ben altri, visti i costi, incremento di costi produttivi eccetera. Tuttavia crediamo che il marketing digitale possa dare un contributo importante a queste aziende per due ragioni, non solo per una questione di budget, perché tutto sommato è una forma di comunicazione che ha dei costi un po' più contenuti, ma perché crediamo che possa anche essere una forma di comunicazione molto adatta ad un consumatore oggi che è un consumatore che chiede di essere formato, un consumatore che ama il dialogo, un consumatore che ama il confronto, un consumatore che ama anche produrre dei contenuti collegati a questi temi di salute e sostenibilità. La seconda prospettiva è legata invece a una comunicazione più di sistema. Noi crediamo che imprese, regioni, istituzioni possano immaginare una comunicazione più legata a quelle che sono le specificità del nostro territorio in termini biologico, che si distingue per numerose eccellenze. Quindi una comunicazione di sistema che in modo pensare un marchio ad ombrello che
raccolga appunto tutte queste eccellenze e queste specificità territoriali. Altro tema è quello della formazione al consumo. Qui in verità la nostra proposta è più legata a capire cosa oggi diciamo in qualche modo ancora ostacola il consumo, l'avvicinamento al mondo del biologico. Crediamo che questo non consumatore possa essere avvicinato maggiormente attraverso non tanto formazione, informazione, ma forse più attraverso delle esperienze che lo possano coinvolgere, anche facendo molto leva su quello che è il gusto collegato ai prodotti biologici. Da ultimo il tema dello scouting dei canali digitali di cui ha appena parlato il collega. Anche in questo senso, immaginando canali digitali verticali specializzati per queste aziende, comunque dobbiamo ritornare al tema delle competenze che oggi sono necessarie per poter fruire di questi canali specializzati. Quindi si ritorna al discorso di dover lavorare su delle competenze proprio per dare alle nostre imprese degli strumenti per poter utilizzare nel modo migliore questi canali digitali. Finiamo qui dicendo che per noi questo è un po' il primo step della ricerca che abbiamo avviato. Continueremo ad approfondire queste tematiche sia lato formazione attraverso quelle che sono dei laboratori, delle esperienze che fra l'altro stiamo facendo in questo momento con gruppi di imprenditori, di direttori del mondo della pesca ad esempio, ma anche attraverso la formazione che abbiamo a Ca' Foscari tramite il nostro master. Naturalmente continueremo anche per l'attività di ricerca e in questo senso vogliamo provare a mantenere viva la conversazione, il dialogo con le imprese che già hanno aderito a questo progetto o altre nuove che speriamo vorranno aderire attraverso dei tavoli di lavoro. Quindi la nostra idea è di continuare appunto questo dialogo con una cadenza che può essere quadrimestrale, semestrale, questo lo decideremo. Nelle prossime settimane vi manderemo una comunicazione e speriamo possiate partecipare numerosi a questi tavoli di discussione su una tematica, come detto, che è strategica per la nostra regione. Io vi ringrazio e grazie mille per questo studio e adesso andiamo velocemente perché abbiamo un significativo ritardo e grazie anche per aver ricordato la mostra, che poi vorrei ricordare a tutti, ci sarà la possibilità di approfondire alla fine dei lavori insieme alla degustazione di un aperitivo biologico. E andiamo all'ultimo punto, quello delle esperienze. Io inviterei qui sul palco a prendere il mio posto Elisa Corazzini, giornalista e scrittrice, Cozzarini, scusami, che è anche l'autrice di questo libro che si chiama Una terra da inventare. Nasce dal racconto, proprio da un reportage sulle esperienze dei produttori del mondo del biologico e lascio a lei la parola per condurre questo piccolo talk. E gli ospiti possono passarsi il microfono? Sì. Sì, ok. Bene, buonasera a tutti. Sono molto felice di essere in questo bel luogo a parlare di biologico e di biologico come scelta strategica per il territorio del Veneto e anche del nostro paese. Chiamo subito qui con me Elia Antoniazzi della Rindola, Sara Menin dell'Insalata dell'Orto, Giacomo Antonini, l'Uovo delle Dolomiti, Ivo Nardi di Perlage. 3 di queste aziende sono state intervistate per lo studio di Ca' Foscari, mentre una, quella di Elia Antoniazzi, la trovate raccontata nel libro che trovate nella cartellina che ho curato proprio nell'ambito della conclusione del PSR Veneto 14-20. Chiedo a voi, a ciascuno di voi, di raccontarci in modo
molto breve, sintetico, la vostra azienda, però vi chiedo di partire da un dettaglio, un episodio, qualcosa di significativo per voi, o dal punto di vista personale oppure dal punto di vista aziendale. Qui abbiamo 3 imprenditori e una responsabile marketing, a proposito del fatto che abbiamo parlato molte volte di comunicazione durante questo evento, quindi abbiamo qui una persona che si occupa proprio di questo. Vi passate il microfono, magari Elia, se vuoi iniziare tu. Okay. Buonasera a tutti, mi chiamo Elia Antoniazzi e sono qui per rappresentare la nostra azienda familiare e parto da un dettaglio, quindi anch'io, dal nome, dal significato della nostra azienda, che è appunto Rindola. Rindola deriva da una parola in cimbro, quindi da questa lingua dell'antico tedesco, arrivata fino alla zona delle Prealpi Venete con queste migrazioni di questi popoli tedeschi nel corso del Medioevo e quindi anche nella Valle del Chiampo, dove noi abbiamo appunto la nostra azienda. Questo simbolo a noi è piaciuto, che ha dato il via alla nostra attività, sia perché rimandava all'abbondanza di acqua della nostra valle e anche dei nostri terreni che usiamo anche in parte per irrigarli. Quindi Rindola è proprio la pietra che questi popoli cimbri indicavano per convogliare l'acqua dentro alle fontane. È una pietra scavata a U, una sezione a forma di U, l'ultima più importante, che porta l'acqua nella fontana. Quindi un significato per l'origine dell'acqua e anche storico, perché come questi popoli cimbri che erano boscaioli, che sono arrivati, si sono insediati nelle zone alte delle montagne, a colonizzarle, a rendere coltivabili, erano un po' gli ultimi arrivati, quindi sono stati in qualche modo confinati nelle zone più inospitali, più difficili e con grande fatica le hanno rese coltivabili. Ecco, un po' anche noi ci siamo in parte sentiti come loro, ci siamo ispirati alla loro caparbietà, perché anche noi siamo arrivati circa 10 anni fa, acquistando questo fondo agricolo di 8 ettari. Puoi spiegare dove si trova esattamente la vostra azienda? Noi siamo a cavallo tra la Valle dell'Agno e la Valle del Chiampo, a 700 metri, quindi una zona collinare. È un po' una piccola oasi, diciamo, tra 2 valli molto industrializzate, fatta con muretti a secco, con zone in pendenza. E quindi anche noi insomma, ci siamo un po' rimboccati le maniche come questi cimbri antichi insomma, per rimettere alla coltivazione. E oggi appunto abbiamo circa 8 ettari tra prati stabili, boschi e poi abbiamo coltivazioni di frumento tenero per la farina, di mais anche questo per la farina e per le gallette che produciamo, poi abbiamo patate, mele, un po' di ortaggi. Ovviamente è un'azienda quindi indirizzo misto, non abbiamo grandissime estensioni. E poi c'è la parte dell'agriturismo, della fattoria didattica che completano un'azienda multifunzionale. Quindi un'azienda sia di produzione sia di fornitura di servizi. È molto bella secondo me anche la vostra attività di dopo scuola con i bambini, perché proprio ricreate un piccolo mondo lì dove vi trovate. Diamo la parola a Sara Menin. Sì, buonasera a tutti, io sono Sara, io mi occupo di marketing e comunicazione all'interno dell'Insalata dell'Orto. L'Insalata dell'Orto è un'azienda di trasformazione di prodotti di quarta gamma, quindi verdure in busta che trovate nelle catene dei supermercati. La cosa più significativa che io vi voglio raccontare per ciò che riguarda il bio è il nuovo brand che abbiamo inserito qualche anno fa, che si chiama proprio Mr. Bio. E nella rappresentazione grafica dei film delle nostre confezioni c'è la terza generazione della famiglia proprietaria dell'Insalata dell'Orto, quindi i figli dell'attuale direzione che sono entrati in azienda agricola e che sono proprio rappresentati come la terza generazione e come coloro che porteranno avanti tutto l'impegno biologico che l'azienda dal 2007 mette, perché è dal 2007 che l'Insalata dell'Orto ha la certificazione per le trasformazioni bio. Tutta la filiera del nostro prodotto biologico l'abbiamo raggruppata in 14 aziende agricole di proprietà che hanno circa 230 ettari di estensione biologica, non solo in Veneto ma anche in Campania e in Lombardia. Questo perché le nostre produzioni sono più vocate in quelle regioni e quindi abbiamo dovuto per forza investire anche là. Per l'Insalata dell'Orto il biologico è estremamente importante
primo motivo perché il nostro fatturato si sviluppa al 70% nel mercato estero e in Europa il prodotto biologico è molto più, almeno per ciò che riguarda il nostro prodotto, quindi le baby leaf e le verdure da sfalcio sono molto più apprezzate a livello bio che non in Italia. Di questo 70% di fatturato all'estero, circa l'80% è rappresentato da prodotto biologico. Noi siamo stati scelti dalle più grandi aziende europee di distribuzione proprio per la nostra produzione e trasformazione biologica, per cui per noi questo è un motivo di grande orgoglio e che ha fatto anche sviluppare così tanto il fatturato biologico per insalata dell'orto, che nel giro dell'ultimo triennio è passato da un 15% a un 25% ed è un valore elevatissimo perché per le aziende del nostro settore mediamente l'incidenza del bio non supera il 12%, per cui capite che insomma noi abbiamo dei valori molto molto importanti. Visto che prima si è parlato di comunicazione e di marketing e visto che noi veramente ce la mettiamo tutta per comunicare ai nostri consumatori quello che facciamo e tutto l'impegno che ci vuole per un'azienda a coltivare bio e a comunicare poi questo bio. Io per la nostra esperienza vi posso dire che un grande ostacolo che noi troviamo è la possibilità di non arrivare al consumatore finale con le nostre informazioni, nel senso che noi abbiamo la grande distribuzione organizzata o specializzata, ma poco cambia. Il Veneto è la regione più importante di produzione agricola per ciò che riguarda i radicchi. Noi siamo l'unica azienda di trasformazione di quarta gamma che trasforma tutte le tipicità dei radicchi IGP appunto in una busta pronta al consumo, e questo l'abbiamo fatto perché la nostra esperienza parte dall'agricoltura per arrivare poi al consumatore finale. Quindi crediamo e cerchiamo di avere la sensibilità per capire che cosa il consumatore ha piacere di avere nella propria tavola, portarlo in campagna e cercare di produrlo e poi di riuscire a consegnarlo. Quindi la filiera per noi è completa, dal seme alla consegna ai banchi dei supermercati. È chiaro che per fare questo, insomma, le competenze sono estremamente ampie da avere, l'azienda è strutturata, in questo momento ci sono in stabilimento circa 250 operatori in stabilimento di trasformazione, abbiamo un ufficio qualità ormai che occupa 6 persone perché anche tutto quello che riguarda la certificazione e la documentazione biologica è estremamente complessa da gestire anche dal punto di vista burocratico, per cui per aziende meno strutturate sicuramente è molto molto complicato. Però è un'esperienza che ci piace raccontare, vorremmo raccontare di più, lo cerchiamo di fare anche coinvolgendo scuole, ma ripeto, non è semplice arrivare nelle case delle persone perché la grande distribuzione fa da muro e da contrasto per tutto quello che potremmo invece raccontare. Ci sono delle insegne, in particolare in Veneto, devo dire che cercano di aiutarci e cercano di fare delle iniziative, ci è capitato spesso di farla con i radicchi ma anche con altre nostre referenze, quindi abbiamo la possibilità un po' di più di raccontare tutta la storia che c'è dietro, per esempio il radicchio IGP di Chioggia, ai consumatori che effettivamente lo trovano nei banchi, ne sentono parlare ma non hanno la minima idea di che cosa e del perché sia arrivato ad avere un'indicazione geografica di questo tipo, insomma, per cui crediamo che la nostra funzione sia anche quella un po' di informare e di dare queste informazioni che spesso stanno dietro una semplice busta di insalata. Grazie per questi spunti, Sara. E passiamo a Giacomo Antonini e andiamo sulle Dolomiti, dove Giacomo ha scelto di vivere. Tra l'altro anche tu arrivi dal mondo della comunicazione, quindi è interessante anche il tuo passaggio. Però appunto la domanda è: raccontaci la tua azienda a partire da un dettaglio, da una particolarità. Buonasera a tutti, sono Giacomo Antonini, Società Agricole Fiore delle Dolomiti, siamo i produttori dell'uovo dalle Dolomiti. Il nostro avvicinamento ai concetti di biologico, di sostenibilità, di benessere dell'animale è stato prima un avvicinamento personale mio e della mia compagna Katiuscia, e poi lavorativo. Io mi sono laureato in economia e commercio a Milano e ho commercializzato per circa 15 anni
eccellenze enogastronomiche un po' di tutta Italia. Dopodiché è intervenuto un cambiamento di vita, ci siamo trasferiti in Veneto, a Vittorio Veneto per la precisione, e è nata, soprattutto su spinta della mia compagna, il desiderio di andare a produrre noi qualcosa. E ci è venuto naturale pensare di fare un qualcosa di ecosostenibile, qualcosa che rispettasse il benessere degli animali ai massimi livelli. E fortunatamente avevamo dietro l'angolo le Dolomiti Bellunesi, il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, e abbiamo incominciato a fare una ricerca e tutto quello che adesso abbiamo realizzato è nato in un pomeriggio di brainstorming, perché praticamente si è incominciato a pensare di fare qualcosa che non ci fosse sul mercato, nello specifico un nuovo prodotto in montagna, necessariamente biologico, e avendo le Dolomiti dietro l'angolo ci è piaciuto pensarlo sulle Dolomiti. Il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi ha come simbolo un fiore che è la campanula morettiana, e quindi perché non associare questa cosa anche alla nostra azienda, da qui il nome Il Fiore delle Dolomiti. E pensando, si è cercato di immaginare l'azienda a livello architettonico come un insieme di petali di questo fiore, e il numero dei petali del fiore è stato determinato da un incontro casuale. Io navigando su internet ho incrociato il Club delle 4H, che è un'istituzione americana che esiste da più di 100 anni, che persegue lo sviluppo armonico dell'individuo. E allora perché non pensare di sviluppare in maniera armonica un individuo cercando uno sviluppo armonico degli animali? Le 4H americane sono le iniziali delle parole testa, mani, benessere e salute. Siamo stati fortunati perché hen in inglese significa gallina, e quindi avevamo trovato la quinta H. Da qui è nata tutta la nostra storia, cioè costruire una fattoria che ponesse al centro di tutta la quotidianità il benessere dell'animale, trattato come essere senziente e non come macchina produttiva. E quindi tutto quello che è stato fatto in azienda è pensato per l'animale, dalla scelta delle strutture che permettono una reazione naturale, una ventilazione naturale degli ambienti, permettono all'animale di vivere a luce naturale, e la scelta della montagna è stata dettata proprio dalla volontà di andare a cercare questo benessere. Tutti noi andiamo in montagna per cercare di rilassarci e di cercare tranquillità. Perché non pensarlo anche per gli animali? In montagna c'è un'aria più pulita, un'acqua più pulita, e noi siamo andati a sfruttare tutte queste caratteristiche intrinseche alla location scelta. Nello specifico siamo a Limana, che è un comune della Val Belluna, che è la valle che collega Belluno e Feltre. Quindi tutti questi elementi naturalmente presenti in montagna abbiamo cercato di sfruttarli, e per certi aspetti abbiamo cercato di migliorarli, perché vado a pensare al fatto che in maniera naturale dinamizziamo un'acqua già di per sé molto buona, e facciamo ascoltare la musica classica agli animali per mantenerli più tranquilli e farli rilassare, tra virgolette. Questa scelta di sostenibilità si coniuga anche con una scelta di sostenibilità economica, suppongo, cioè, perché questa è la domanda che poi uno si pone: io faccio tutto per il benessere animale, ma ci sto dentro? Ma sì, perché è vero che tu fai tutto per il benessere dell'animale e chiaramente devi investire di più e avere costi maggiori, però io ritengo che alla fine si possa ottenere con costi maggiori un prodotto migliore, che poi posto sul mercato permetta al cliente di riconoscerti un premio.
sul prezzo praticato. E diciamo che noi siamo riusciti a ottenere questo creando un'unicità di prodotto, cioè l'uovo dalle Dolomiti fondamentalmente è un'unicità nel settore, è un uovo biologico fatto ai piedi delle Dolomiti. E è percepito come un qualcosa di diverso, per cui il consumatore è contento di riconoscere a questo prodotto un differenziale di prezzo. Cioè fondamentalmente a me piace pensare che chi acquista l'uovo dalle Dolomiti è come se acquistasse un'emozione, cioè l'emozione di comprare un qualcosa che è fatto secondo una certa etica, rispettando certi principi, in un contesto che permette la massimizzazione del benessere, nel nostro caso animale. E qui torniamo all'importanza di comunicare questo valore aggiunto a chi poi acquista. Motivo per cui, grazie anche all'azienda che ci ha seguito nella comunicazione, è nato quest'idea del neologismo, l'uovo, cioè noi abbiamo perso l'accento perché ci riteniamo diversi dal resto delle uova, quindi il nostro è l'uovo, neologismo che non prevede l'accento tra le due parole. Grazie. Ivo Nardi di Perlage invece ci racconta una storia che va molto più indietro nel tempo. Sì, sono il più vecchio, quindi inevitabilmente bisogna andare indietro. Comunque Perlage si trova nella zona del Conegliano Valdobbiadene, è un'azienda storica di là e è una SRL costituita tra 7 fratelli, di cui due amministrano, tra cui il sottoscritto, e gli altri fanno altre cose. Le radici appunto si perdono all'interno di nonni e padre che erano coltivatori diretti, quindi la nostra vita è stata proprio sempre all'interno della produzione agricola. E direi che l'esperienza da bambini è stata quella anche che ha causato in qualche modo poi la condivisione del percorso biologico. Da bambini, proprio 10 anni, anche meno, andavamo a aiutare i genitori. L'ispettorato del lavoro avrebbe molto da dire ora, no? Però a quei tempi il papà che andava a fare i trattamenti su per le vignette, le rive, no? E noi a tirare le gomme, come si dice, perché doveva essere un percorso sciolto, veloce e così via, no? Quindi vedevamo anche tutta l'evoluzione, le problematiche e così via. E ho molto nitidi 2 ricordi che sono stati anche elementi di riflessione successiva, perché fine anni 60 e inizio anni 70 cominciavano a essere i primi insetticidi di sintesi, le atrazine per il diserbo e così via, no? E ricordo molto bene appunto mio padre che al termine dei trattamenti aveva veramente dei tremori ingiustificati a quel tempo, perché non c'erano assolutamente i DPI o i sensi di protezione e che, no? Oppure lamentava nel mese di luglio, lui era anche un bravo apicoltore, produceva il miele per la famiglia sostanzialmente, che morivano le api. Però non c'era nessuna consapevolezza sul perché accadesse questo, no? Perché il mondo stava crescendo in quella direzione. Io poi ho avuto la fortuna di studiare, insomma, materie agricole, di approfondire ovviamente cos'era un insetticida neurotossico e quindi capire le relazioni che c'erano con questi accadimenti e gli arseniati di piombo che si usavano a quel tempo. Conseguentemente, nel passaggio generazionale che è avvenuto nel 1985, abbiamo costituito la SRL tra fratelli, prendendo in consegna l'attività del padre, e lì è stata fatta subito la scelta della produzione biologica. Quindi ora come ora siamo un po' l'azienda di riferimento in loco, perché sono trascorsi, abbiamo fatto credo ormai 36 vendemmie in questa direzione. L'esperienza è stata complicata, non nego, difficile, perché è stata, come dire, basata su esperienze dirette, in quanto mancavano bibliografie a supporto, conoscenze, c'erano interpretazioni anche molto diverse. Ma la cosa interessante e straordinaria è che non eravamo gli unici, perché anche per merito di un sito creato dalla Camera di Commercio di Treviso,
che come dire, permetteva di identificare le aziende che avevano un senso di responsabilità sociale, abbiamo scoperto che ce n'erano altre che pensavano come noi. E credo che le nostre esperienze siano diventate un po' quello che poi ha costruito la normativa sul biologico della Comunità Europea, che hanno attinto ovviamente dalle aziende sparse in giro per l'Europa da tutto questo bagaglio di esperienze che c'è stato. E quella è stata per noi anche una grande gratificazione e valorizzazione dei prodotti, perché ha creato una cornice all'interno della quale tutti parlavamo la stessa lingua. Quindi è stato uno sviluppo anche in termini di investimento, e su questo devo ringraziare molto il PSR, perché abbiamo buttato dentro veramente un sacco di soldi che se avessimo dovuto attingere solo dalle nostre risorse sarebbe stato molto difficile, anche perché i piani di sviluppo rurale aiutano a scegliere dove, cosa investire, quando e come, no? Perché se uno fa una disanima di cosa bisognerebbe fare non finisce più, perché ci sono 1000 fronti aperti. Comunque ora l'azienda lavora tra uve biologiche e altre in conversione, perché stiamo accompagnando continuamente nuove aziende a diventare fornitori e biologiche, quasi 150 ettari. Siamo presenti in 34 paesi del mondo come mercati e sì, diciamo che forse l'anno migliore per il biologico è stato il 2019 e i dati venivano fuori, no? La pandemia ha spostato, secondo noi, un po' l'attenzione dei consumatori su altri problemi e ha distolto un po' da questa attenzione su cui bisogna ovviamente rifare formazione, sostegno e quanto di meglio si potrà fare. Insomma, grazie. Grazie. Elia, se vuoi... Faccio un secondo giro di domande, un po' più breve magari, visto che siamo un po' in ritardo con i tempi, ma ci tengo a chiedervi alcune cose che secondo me possono dare degli spunti anche rispetto al discorso che si è fatto oggi. L'azienda di Elia Antoniazzi è una piccola azienda che ha una dimensione molto così familiare e quindi mi dicevi che quando le persone vengono a trovarvi sono più propense ad acquistare il prodotto e a valorizzare, e in questo modo si valorizza il biologico, no? Se puoi raccontarci un po' la tua esperienza, proprio perché quello che è emerso è anche la difficoltà del far capire il valore aggiunto del prodotto biologico al consumatore. Sì, noi abbiamo avuto anche noi due esperienze forse diverse per quanto riguarda appunto la vendita di prodotti biologici. Appunto la parte di prodotti che riusciamo ad avere in grande quantità e quindi di andare a vendere in altri negozi, lì effettivamente c'è questa difficoltà che si accennava anche prima in altri contesti di riuscire a trasmettere la propria immagine, i propri valori, il modo in cui si coltiva, si lavora la terra e quindi la qualità stessa di quel prodotto, in modo da giustificare magari anche un prezzo leggermente superiore a quello degli altri prodotti simili. Perché voi fate tutto prodotto biologico, la vostra azienda fa tutto biologico. Sì, sì. Invece questa difficoltà viene un po' superata quando durante i fine settimana prevalentemente l'agriturismo è aperto, quindi le persone vengono a mangiare da noi e lì anche acquistano i prodotti che abbiamo nel nostro spazio. In quei momenti ovviamente noi siamo lì presenti, quindi c'è la possibilità di parlare con le persone, loro conoscono noi, possono visitare i campi, possiamo anche accompagnarli a vedere effettivamente dove sono le coltivazioni e lì il rapporto cambia, lì si entra, c'è un legame con il cliente che è un po' la chiave che permette di avere una fiducia reciproca e quindi loro si fidano di più e sono più propensi a riconoscere qualcosa in più come prezzo e quindi ad acquistare più facilmente i prodotti. Vedono la persona fisica, ce l'hanno davanti, magari a volte ti vedono anche che sei al lavoro fisicamente in campo e quindi capiscono che non è una cosa finta, non è solo marketing, non è solo una scelta così
di posizionamento nel mercato, ma è una cosa che realmente tu fai ogni giorno e quindi riesci più facilmente, insomma, a vendere in quel caso. Anche perché quando voi avete deciso di avviare l'azienda è stata subito quella la scelta, quella di fare biologico, e quali sono state le ragioni che vi hanno portato verso questa direzione? Sì, come dicevo prima, noi siamo partiti da una situazione, diciamo, pionieristica, non c'era quasi niente, c'era solo una vecchia fattoria abbandonata e questi grandi prati, in parte anche un po' abbandonati. E quindi la scelta del biologico ci è venuta fin dall'inizio, anche spontaneamente, perché ci sembrava davvero un peccato cominciare noi per primi a rovinare in qualche modo la natura con dei metodi di coltivazione non rispettosi, ad essere noi i primi a cominciare a fare i guai, diciamo. Ecco. Era appunto come dicevo, un'oasi di pace, di naturalità, diciamo 700 metri, quindi non ci sono intorno altre cose che disturbano la vista anche, e quindi avevamo detto no, non possiamo fare noi gli errori e partiamo col biologico e siamo andati avanti, insomma, con questa scelta. E siete felici di aver fatto questa scelta? Sì, la rifaremo, insomma. Grazie. Sara, invece volevo tornare sul vostro mercato, no? Hai già sottolineato prima che l'importanza del biologico, soprattutto per il mercato estero. Che cosa ci può insegnare il fatto che all'estero apprezzino di più il biologico per l'Italia? Cioè, quali spunti possiamo dare al dibattito? Secondo me Elia adesso ha detto una cosa molto interessante, che purtroppo è quello che in Italia, come in Italia viene percepito il biologico, nel senso che andando nel suo agriturismo e vedendo lui e la sua famiglia che lavorano i campi piuttosto che magari hanno degli animali, allora il consumatore ha la percezione che lui fa veramente quello che racconta di fare. Nella realtà delle cose, vedere uno stabilimento come il nostro, dove ci sono centinaia di persone, di operatori che lavorano con macchine ad alta tecnologia, perché il nostro processo prevede questo, nella tradizionale pensiero italiano il nostro prodotto è meno biologico perché è industriale. Questo secondo noi è il più grande errore e la più grande difficoltà che il mondo del biologico effettivamente ha in Italia. La grande distribuzione europea, in particolare tedesca, mappa attraverso dei GPS quelle che sono le grandi aziende agricole italiane di produzione bio, e senza sapere chi sono, di chi sono, vanno a vedere la produzione, vanno a vedere le serre, gli stabilimenti e tutto quello che c'è dietro questa azienda agricola. È un modo molto semplice e anche molto logico di fare una scelta per un fornitore bio. Questo non vuol dire che le piccole aziende non sono biologiche o non hanno diritto di vendere il prodotto biologico nel mercato e anche alla grande distribuzione. Assolutamente sì, ce l'hanno, però noi crediamo che ognuno debba avere il suo mercato di riferimento, per cui spesso l'azienda che rappresento è stata proprio per la grandezza e per l'utilizzo di tecnologie e di impianti ritenuta meno biologica perché meno legata alla terra. Non è assolutamente così. In Italia c'è questo problema e probabilmente bisognerebbe superarlo, perché per arrivare poi a che il biologico sia il prodotto scelto dal consumatore, entri nelle case di tutti noi e si percepisca veramente quale è il valore che può dare e può avere di più un prodotto bio rispetto ad uno convenzionale, è necessario che la grande industria, quindi aziende come quella che io rappresento, ma anche la grande industria alimentare, inizi a inserire prodotti biologici. Non è pensabile che attraverso gli specializzati un prodotto bio diventi importante per il paniere del consumatore italiano. Quindi è necessario fare questo passo. L'agriturismo di Elia e il nostro stabilimento lavorano con le stesse regole, con le stesse indicazioni, a maggior ragione i controlli che ha Elia probabilmente sono proporzionati alla sua grandezza
in misura inferiore a quelli che facciamo noi, perché nella grande quantità poi ci sono molte analisi, molti controlli, molte certificazioni, cioè tutto, per cui il suo lavoro è semplicemente portato e sviluppato tante volte in una grande azienda come può essere la nostra, per cercare di dare ancora più sostegno a tutto quello che facciamo. L'azienda quest'anno a giugno presenterà il primo bilancio di sostenibilità, quindi un'azienda dell'ortofrutta, saremo la terza azienda in Italia che lo presenta, mette nero su bianco tutto ciò che fa oltre alla produzione biologica per andare e per sostenere l'ambiente, il territorio e tutto quello che sta intorno. È chiaro che presentare un bilancio di sostenibilità probabilmente a un'azienda come quella di Elia diventa difficile, perché ci sono persone, ci sono investimenti importanti che vanno dietro tutte queste cose. Allora, se Elia riesce a comunicare alle persone che vanno a mangiare da lui alla domenica quello che fa e tutto quello che fa per il bio, ecco, noi cerchiamo di farlo in questo modo. Però, ripeto, l'idea che passa in Italia del bio è spesso legato che ciò che è piccolo, ciò che è fatto in famiglia è più biologico di quello che può fare una grande azienda di trasformazione piuttosto che di produzione agroalimentare, quindi un po' in tutti i settori. Grazie, ecco, grazie per questo spunto molto interessante, spunto di riflessione. Giacomo Antonini, a proposito di scelte, voi, come ci hai raccontato, siete partiti con l'idea del biologico e poi hai dovuto aggiungere un pezzo non biologico. Ci racconti questo passaggio? Certo. Mi collego alle considerazioni fatte prima di me. Sì, è vero, nel senso che spesso il consumatore magari può pensare che, ma non è vero che magari è biologico, o chissà cosa c'è dietro. Nella nostra scelta noi siamo stati premiati dall'aver scelto di produrre in montagna, cioè nel senso che il nostro marchio, il nostro brand pone il punto di cattura e l'osservazione del cliente sulla montagna. Allora la montagna porta benessere e quindi l'idea di un prodotto che poi è la realtà più genuino e più salubre degli altri. Allora il biologico per noi è stato un punto di partenza, non il punto di arrivo, cioè era ovviamente necessario fare, puntando sul benessere, sulla sostenibilità, pensare di partire dal biologico, ma da lì poi si è cercato di andare oltre, quindi di fare delle scelte mirate a potenziare gli effetti del biologico, e quindi la scelta della montagna, la scelta come dicevo prima, di costruire i ricoveri degli animali in un certo modo e di costruire una fattoria che abbia un impatto zero sul territorio che l'accoglie e fungere per certi aspetti magari da volano delle peculiarità e della biodiversità di quel territorio. Noi siamo fermamente convinti di questa cosa. Cioè, secondo noi un'azienda agricola deve andare a insediarsi rispettando le caratteristiche di quel territorio e cercando di portare delle migliorie o di aiutare la biodiversità di quel territorio a continuare a vivere. Nel nostro caso specifico, per esempio, abbiamo deciso di piantumare all'inizio della nostra avventura delle varietà di mele della zona autoctone, assolutamente poco adatte allo sfruttamento economico, perché sono quasi delle varietà naturalmente biologiche, selvagge, chiamiamole così, hanno una bassissima produttività per pianta. Quindi noi abbiamo piantumato degli esemplari di Pomprussiano, di Bella del Bosco, sono tutte mele autoctone che esistono solo nella specifico proprio in Val Belluna, neanche nella provincia di Belluno, e senza pensare al ritorno economico. L'abbiamo fatto per noi, la piccola produzione che ne deriva
viene consumata da noi, insomma, dagli amici. Come dire, insomma, che la certificazione non basta forse nella comunicazione. No, assolutamente, bisogna cercare di differenziarsi, di trovare qualche peculiarità che possa far capire al cliente finale che si fanno le cose in un certo modo, cioè trasmettere un'etica nei comportamenti, di quello che si fa tutti i giorni. È chiaro che Elia ha la, come posso dire, fortuna di poter accogliere qualcuno in azienda e far vedere quello che fa tutti i giorni. Per chi si pone sul mercato senza la possibilità di avere un contatto diretto, non è così facile, quindi bisogna cercare di comunicare in qualche modo tutto quello che si fa e il cliente finale lo percepisce poi questo, è per questo che ti premia. Benissimo, grazie. Grazie. Grazie per lo spunto e concludiamo con Ivo Nardi, a cui chiedo di sottolineare qual è l'aspetto, qual è l'importanza della ricerca, dell'innovazione nel biologico. Sei quello che ci ha raccontato di più il passato, ma come dire, il biologico, se può esistere, ce l'ha detto anche Sara, è perché sono state introdotte delle innovazioni a livello tecnologico e di ricerca e quindi il mondo del biologico non è qualcosa di così arretrato, ma anzi ha bisogno di ricerca e di innovazione. Beh sì, direi che soprattutto il biologico ha bisogno di molta ricerca perché è, come dire, una modalità, un percorso che è abbastanza recente e fino ad ora ha coinvolto una massa produttiva contenuta, quindi c'è molto da sviluppare, da fare in termini di tecnologie innovative, in termini di anche mezzi tecnici, di formazione, c'è tutto veramente su cui si può fare, no? Io, come dire, come azienda posso dire quanto siamo grati ai percorsi di ricerca, perché abbiamo avuto alcuni progetti, uno anche in corso ora con l'Università Agraria di Padova, insomma, no? Il professor Vincenzi, perché abbiamo un problema come dire, sulla normativa canadese che pone delle restrizioni sul contenuto di solfiti più contenuti rispetto a quelle europee. E quindi abbiamo avviato un percorso per ridurre i solfiti. E stiamo scoprendo delle cose che non immaginavamo, proprio soluzioni tecnologiche che solo quando uno comincia appunto a avere un sistema ovviamente che sa guardare oltre, no? Il nostro limitato vedere dell'essere bravi produttori e che ci aiuteranno a fare passi veramente da leoni in questi termini, da giganti, in maniera poi con ricaduta su tutta, no, la cantina e anche, secondo me, sotto il profilo di un maggiore benessere per i consumatori, no? Perché i solfiti sono sempre degli allergeni, quindi, come dire, quanto più si possono contenere meglio è. E quindi anche gli investimenti poi si indirizzano ovviamente in funzione di queste ricerche. La ricerca non è ancora chiusa, però insomma già ora ha portato al primo anno di indagine delle novità straordinarie. Quindi assolutamente quando si può, insomma, aprire le porte a università e istituti di ricerca va assolutamente fatto perché, come dire, si acquisisce ovviamente anche un valore reputazionale come azienda perché si propongono soluzioni innovative, si rafforza la qualità e la percezione del prodotto e si migliorano le tecniche di produzione. Grazie. Con questo spunto verso la ricerca, verso l'innovazione, io ringrazio gli ospiti di questa bella tavola rotonda e lascio la parola al collega. Sì, grazie mille, ma giusto per la chiusura. Allora, per arrivare alle conclusioni, per ricordarvi innanzitutto che alla fine appunto potrete salire su al terzo piano per degustare l'aperitivo biologico
E poi nelle prossime ore vi verrà inviato un questionario a cui vi preghiamo comunque di rispondere, anche per darci ulteriori spunti. E in conclusione io chiamerei qui giusto 2 minuti il direttore Comacchio, perché sono state, dove vuole? Ci sono stati diversi spunti. La cosa che mi era piaciuta alla fine era, abbiamo visto c'è una questione di dimensione, una questione di processo produttivo, una questione di luogo, una questione di storia. Fondamentalmente il biologico, abbiamo visto, è una questione di risorse e di strumenti e un ecosistema, quindi è un vero ecosistema su cui gli attori hanno una responsabilità anche istituzionale non da poco. Certamente, però comincio ringraziando evidentemente tutti i relatori, chi ha svolto l'attività di moderazione, che ha collegato le varie fasi dell'appuntamento di oggi, e anche tutti voi che avete avuto la pazienza di resistere fino alla fine per ascoltare, diciamo, questo percorso molto interessante che vi è stato proposto. Abbiamo capito che per quanto attiene al biologico c'è un quadro normativo ben definito ormai anche a livello nazionale, e abbiamo una prospettiva di risorse interessanti da impiegare nei prossimi anni a favore del settore, degli operatori che intendono impegnarsi in questa attività. Per quanto riguarda il Veneto, abbiamo visto che certamente il contesto climatico e produttivo è meno favorevole rispetto a quello delle altre regioni più vocate, con un'apparente minore incidenza della superficie dedicata, un 6% della SAU, lontana da quella media italiana e dal target europeo per il 2020. Se osserviamo però la tendenza, se abbiamo visto la tendenza, però è che rispetto alle regioni in cui l'agricoltura biologica è più presente, noi siamo in fase crescente, mentre gli altri registrano, diciamo, delle fasi alterne, con una tendenza alla diminuzione della superficie e del numero di operatori. Le testimonianze che abbiamo appena sentito ci confermano l'importanza del tema, ma soprattutto ci hanno fatto capire quanto differenti possono essere i percorsi e i contesti in cui opera chi ha scelto la strada dell'agricoltura biologica, sia da un punto di vista aziendale che territoriale che produttivo. Questo panorama molto variegato e complesso ci fornisce, diciamo, degli spunti di grande interesse per la definizione delle future misure di sostegno al settore, per fare in modo che gli strumenti che saremo chiamati a mettere in piedi non siano meramente diciamo, finalizzati a raggiungere dei target definiti a livello europeo prima e a livello di piano strategico nazionale poi, ma tengano conto, diciamo, di una caratterizzazione effettivamente ancorata alla realtà produttiva e ambientale della nostra regione. In conclusione, come abbiamo visto, l'impegno del PSR e della Regione per il settore biologico è cresciuto nel tempo e sarà confermato anche nei futuri interventi nel quadro della nuova politica agricola comune. Lo studio che ci è stato presentato oggi conferma la necessità di approcciare il biologico non solo da un punto di vista tecnico, ma anche secondo una visione multidisciplinare, come è stato molto ben sintetizzato dall'ultima slide che ha presentato la professoressa Mauracher, con l'insieme delle competenze da far crescere, della comunicazione, dell'esigenza di formazione del consumo e dello scouting dei canali distributivi. Ecco, qui finisce la sintesi diciamo, della giornata di oggi ufficiale. Concludo con una battuta fuori microfono per i colleghi che si sono così appassionati alla metafora ciclistica, per dire che organizziamo la Coppa Cobram per i regionali la prossima settimana. Grazie direttore, grazie a tutti per la pazienza, e vi ricordo tutti i materiali sul sito del PSR Veneto e ci vediamo al terzo piano per la mostra e l'aperitivo. Buona serata.